Amici bellini, ci siamo, ci dobbiamo salutare. È così che funziona. Amici bellini, amici bellini, amici bellini. Io parto, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Ma perché lo so che è difficile quando sono orari straordinari. È una pomeridiana, ma è una pomeridiana diversa dal solito perché è l'ultimo giorno dell'anno, di un anno nefasto, assolutamente incredibile. Io qua ho fatto un doppio con Bellini, però c'è pure il per il ruttino, ma vediamo piano piano tutte le cose. Vi volevo, dato che sto controllando le cose varie, ma piano, tutte le cose, perché quasi non mi sono disabituato alle live. C'è un motivo semplice che vi spiegherò durante la live. Prima di tutto bisogna mandare la notifica al gruppo Telegram, al canale Telegram dove voi siete già iscritti e trovate il link in descrizione. Quindi scriviamo live per chiudere l'anno di... vabbè, mettiamo i puntini sospensivi. Via! Anche questa è fatta. E adesso, ragazzi, io veramente parleremo di calcio, metteremo un pochino di discorsi in mezzo, però in questa live specialmente voglio evidenziarvi il più possibile tutti quanti, perché lo so che molto spesso siamo tanti, siamo troppi, e quindi a volte io salto dei messaggi e mi dispiace perché vorrei dare voce a tutti. Però è complicato, è una bella cosa. Quindi io, nel ringraziare i miei meravigliosi moderatori bellini, vedo l'ottima Rita, vedo l'ottimo Marat, saluto e ringrazio Fabio che metteva il like al promemoria. Voglio citare anche quelli che in questo momento non ci sono, ma interverranno più tardi, o comunque li avete ormai conosciuti: Gio TV, Baby Fox, l'amico Marcus che ultimamente era un po' impegnato, l'amico Showtime che ci ha aiutato all'inizio. Insomma, è una bella squadra. Ivan Paciotti, ovviamente, è una bellissima squadra che mi stanno aiutando a fare questa cosa che per me è nuova, ma insomma è nuova in questo formato. Io ho sempre fatto video da quando ero piccolo, insomma, da quando non era una moda, ecco. Adesso lo facciamo in questo modo, c'è più interazione, e io ringrazio voi che mi tenete compagnia, perché è stato un anno difficile per tutti, per me anche magari un pochino in più, non avendo la famiglia a disposizione, però se abbiamo resistito, se siamo riusciti a sopravvivere a questo anno di merda, entreremo nel prossimo anno più forti che mai, e quindi positivi, pensiero positivo. Cominciamo a fare una carrellata di saluti, torno indietro e vado a salutare Antonio Santamaria, vedo Sandro Tesone, un augurio a tutti i tifosi del Napoli, un mondo tinto d'azzurro. Roberto Ciambelli, buonasera. Marco Basile, ottimo Marco Basile, buttiamocelo alle spalle quest'anno in merda tutti insieme. Marco, ho visto il video tra l'altro della tua scuola di musica, dove l'ottimo Agioletto alla voce ha fatto Too Much Heaven in My Mind, Your Mind. Mi sono emozionato, bellissimo lavoro, complimenti a tutti. I limoni, signora, i limoni! Questo sarebbe un bellissimo tormentone, però non è mio, quindi non me ne posso appropriare, però è una delle cose più belle che i meme ci abbiano mai regalato. Buonasera Ivan, per il buon anno aspetto giugno, e anche sarà sicuramente l'inizio, non sarà immediato ma ce la faremo. E le fragole probabilmente. Buona Bobotka, Starel, buonasera.
Ross JS, buonasera amico Bellino, auguri a tutti gli amici bellini. Noberto Norelli, Forza Napoli per un 2021 arrevotante, speriamo bene amico mio e grazie per il tuo supporto. Giorgio Mele, buonasera a tutti gli amici bellini. Andy 1981, auguri Vale di buona fine, un anno fantastico 2021 per te e per tutti noi, ti ringrazio Andy. Antonio Scotti Galletta, auguri anche a te. Maria Rosaria, auguri Valerio di un buon anno, un bacione da Napoli, grazie. Francesco Francese, ma un Messi a Napoli, amico mio, è un sogno e rimarrà tale, purtroppo non è il momento, non è la squadra, non è il momento, si poteva fare forse negli anni '80 prendere il giocatore più forte del mondo con qualche sforzo, ma in questo periodo è impossibile per il Napoli, quindi 0% di possibilità, mi dispiace. Luigi Della Vecchia, un augurio a tutti per un anno bellino assai, grazie Luigi e grazie sempre per il tuo supporto. Sono saltati tutti i commenti, ma io li recupero tutti oggi. Buonasera Achille, speriamo che l'anno va almeno in Champions, assolutamente quello è il nostro obiettivo e dobbiamo essere contenti se ci andiamo, è una cosa che dico anche ai giocatori, non fissatevi sullo scudetto, anche se fosse solo insomma qualificazione Champions League è un ottimo risultato, ricordiamoci che siamo finiti settimi l'anno scorso, ricordiamoci. TDNP, auguri professore, non sono professore, ma ti ringrazio. Gennaro Corbino, felice anno e che sia un sereno 2021 Vale anche a te amico mio che mi segui dappertutto, anche sugli altri canali del gaming e tutte le cose varie. Mario Delle Vedove, ciao. Cominciamo con i primi bicarbonapoli perché l'ho fatto apposta stavolta, c'ho la cosa è al limone, i limoni! È al limone ed è leggermente bicarbonata, quindi praticamente il ruttino sarà automatico oggi. Buon inizio e buona fine a tutte voi e famiglie, soprattutto a te Forza Vale, Forza Napoli sempre. Giacomo Landolfi ti ringrazio e ti saluto. Cosa mi mangio oggi? Marat, la cosa straordinaria è che tu mi chiedi questa cosa e io andrò a fare il Capodanno russo, quindi ti farò sapere sicuramente se saranno specialità russe della tua terra d'origine, non lo so, sarà una sorpresa. Auguri da Ischia. Francesco Mattera, grande, mi ricordo di te, abbiamo fatto il conservatorio insieme. Se sei lo stesso Francesco Mattera da Ischia sarebbe una coincidenza assurda se tu non lo fossi. Ti saluto, come stai? Luca Cerullo, augurissimi per il nuovo anno Vale. Antonio Scotti, auguri mister mi piace. Mister, io chiamo un amico mio che giocava a pallone più di me, ma mi piace tantissimo questo diceva, questo aggettivo, diceva Totò, anche quando non era un aggettivo. Roberto Ciambelli, Mauro Fierro, Mucedil, Vale, ieri sono passato a Luca Mortot, era quasi finita, non ti preoccupare amico, grazie per essere passato. I limoni! Sì, ok, adesso cominciate a diventare troppo, state lasciando il like perché poi non vorrei che uno facciamo gli auguri a Fluido e vi dimenticate il like. Facciamo una carrellata di like immediatamente. Hai reso belle le giornate nonostante questo brutto anno, grazie TD, questo è uno dei complimenti più belli. Bobotta, sì, Bobotta, ci saranno delle botte alla fine ragazzi, se rimanete fino alla fine della live, noi ci facciamo un paio d'ore insieme, non so se di più, se di meno, ma insomma questo sarà la media. Però rimanete che c'è una sorpresa grafica incredibile. Fabrizio Liotto, un bacio. Grandissimo amico mio, tanto credo che un anno peggio di questo non può andare, speriamo bene Robè, perché qua è sempre così. Alessio Marigliano, che tra l'altro sei l'ultimo rimasto qui perché queste notifichette funzionano e non funzionano. Buon fine di inizio anno per un anno bellino fatto nel 2020, absolutely my friend. Davide Guarino, auguri da Lipari. Ciao Angela, non manchi mai. Giancarlo, auguri nuovo anno, non vedo l'ora di rivedere Osimhen e infatti pare che Osimhen possa tornare ragazzi, se lo dice l'amico storico, insomma amico suo nigeriano, giornalista, possiamo anche sperarci. Bob Octam mamma mia.
Sabato Savello, ciao Valerio, voi comunque tanti auguri, grazie amico. Pucina, grazie per essere passata, buon inizio anche a voi ragazzi. Bicarbonapoli e limoni. Bellissimo. Sto rosso, ma è una questione di luci ragazzi, non sono ancora avvinazzato, ma ad un certo punto non è questo, che non lo posso prendere perché è virtuale, ma un mezzo brindisino lo possiamo anche fare insieme. Voi starete a casa, non vi potete muovere e quindi va bene così, Matteo Fragnito, io continuerò a chiamarti così, e che finiscano i rumori, speriamo, non ci credo. Cadila, qua, non lo so leggere. Hai sentito che un amico di Osimhen ha detto sì, esatto, è quello che dicevamo, probabilmente tornerà, speriamo bene. L'insalata russa sarà probabilmente piatto forte. Auguroni Mario Paradiso, sempre Forza Napoli. Io sono non riesco a leggere il russo. Marat me lo traducerà. È sempre un piacere sentirti anche per me, Francesco. Sabato Villano, Angela, buon anno, speriamo assolutamente. Un mio bobotta, fino a un bobbotto, dopo facciamo il bobotta più intenso che si possa immaginare, il bobbotto, un botto di fine anno. Che ne pensi di Emerson Palmieri a Napoli? Napoli 1926, io credo che ci sia molta concorrenza, sarebbe un bel acquisto, ma ho il sospetto che il Napoli non sia in pole position. Vediamo, quando il nome si fa troppo a lungo, il Napoli non partecipa alle aste, è difficile. Se non mettete il like si abbrucia il cenone, quindi ascoltate l'ottimo Luigi. Andrea Coppola, buonasera. Sono stato il nono a mettere like alle 4, sei un grande Mario. Armando Guida, buon 2021, dici del mercato. Amico mio, le ultime notizie parlavano di un Milik che probabilmente potrebbe accettare l'offerta dell'Atletico Madrid. Pare che lui sia contento dell'offerta dell'Atletico Madrid, bisogna vedere se il Napoli viene a miti consigli, cioè chiedendo un pochino di meno a livello economico, potrebbe andare in porto. Quella è la prima cosa da fare, dopodiché si vedrà per i terzini, perché adesso approfondiamo. 63 persone su 46 like, possiamo fare di meglio ragazzi. Io lo so, è pomeriggio, qualcuno sta già cenando, non lo so se state già cenando, ma magari state preparando. La sorpresa è Bobotta con la maglia del Napoli, face review, vabbè. Il Napoli è scarso senza centravanti, e come la maggior parte delle squadre, Golden Falcon, se gli togli il centravanti, gli togli anche il vice centravanti che era Mertens, e devi puntare sul terzo centravanti che è Petagna, tutte le squadre andrebbero in difficoltà. È così. Però anche con Petagna si può fare meglio se switcha mentalmente la tattica che devi fare, che deve essere leggermente diversa, non puoi giocare allo stesso modo. Se hai uno o se hai l'altro. Tanto c'è tempo, dopo ci andiamo ad abbuffare, esattamente. Vediamo un pochino, i messaggi scorrono, va bene così. Sera, Steve Austin, buon anno a tutti gli amici Bellini e non. Anna Rita, ciao. Magulam, lo riusciamo a vendere, Rosso? Questa è pure una bella domanda, perché è stato utilizzato un po' a singhiozzo. Una partita ci è piaciuto tanto in Europa, le altre non bene, quindi non lo so se qualcuno lo sta monitorando. Il problema è che l'ingaggio è alto, quindi non tutte le squadre se lo possono permettere, specialmente in questo periodo. Poi dobbiamo anche ragionare sul fatto che, ragazzi, ci deve essere come ho detto nell'ultimo video, bisogna ragionare sul decreto crescita, devono confermarlo, altrimenti tutte le squadre che pensavano di pagare certi giocatori all'ordo la metà, adesso si trovano in difficoltà, quindi attenzione. Quanti anni hai? Davide, scrivi punto esclamativo Valerio Fluido e vediamo se il bot ti risponde. Antonio Terracciano, ciao Vale, spero che l'anno nuovo i giocatori del Napoli si riaccendono, li ho visti troppo flosci, anche io Antonio, potrebbe anche essere, come ha detto Gattuso, che hanno un po' sofferto lo stato fisico del mister. Noi vogliamo vedere almeno una reazione nervosa quando va in svantaggio, cosa vista con l'Inter, non vista con la Lazio, non vista col Torino, quindi male. Davide Guarino ha già mangiato.
Ciao Vale, alcune cose belle, complimenti per il tuo grande anno sul canale, voglio un Napoli avvelenato, grazie Roberto. Tra le cose, ah vedi, lo dice, però non dice l'età e quindi te la dico io, sono del 1983, finale del 1983. Sì, tra le cose, perché è stato un anno bruttissimo, però tra le cose belle ci siete voi. Io mi sono dedicato anima e corpo al canale e vi ho conosciuto persone straordinarie e mi fa piacere. Tra le persone straordinarie c'è anche Frank Bianconero. Ciao Valerio, buon anno, un saluto, un abbraccio Frank, sei stata una piacevolissima scoperta. E faremo qualche altra apparizione insieme, che sia una live, che sia un video registrato. Sono stato contento di conoscerti. Buonasera William 2, anche a te. Fabio, buonasera. E Capitan Giovi dice: non pensavo avessi 37 anni, è la musica, ma pensavi di più? Perché se pensavi di più speriamo di no, ma se pensavi di meno è la musica che mi ha tenuto giovane finora. Io credo che la musica, l'arte in generale faccia così, però adesso è stato un anno di poca musica e molto YouTube, quindi le rughe aumentano, perché col Napoli aumentano le rughe, è così. Stasera mi aspetto una bella pasta ai frutti di mare freschi, yes, qua i frutti di mare freschi non sono l'ideale, però noi ci arrangiamo. Hermes, si parla di Demme Fiorentina, che ne pensi? Penso sarebbe una tragedia, sarebbe una cosa, la cosa più sbagliata che il Napoli possa fare e che Demme possa fare. Che cosa vai alla Fiorentina? Sei un punto fermo di questa squadra. Gattuso lo sa quanto è importante Demme, quindi non credo che il Napoli se ne privi per andare a salvare la Fiorentina. Non credo proprio, sarebbe una tragedia assoluta. Alessio Marignano ha donato, finiamo in bellezza questo schifo di anno, vedi, non devo fare più niente, si compare, mi offusca Mertens con il tuo supporto, grazie mille Alessio. Per la super chat, ragazzi, io approfitto, ve lo devo dire, sono stato una settimana che ho fatto meno live eccetera eccetera, perché sono stato con YouTube in contatto, perché non mi trovo con i conti. Allora io per questo ho aperto l'altro sistema che vedete qua, no? Che leggete qua, che trovate il link in descrizione, perché con quell'altro sistema io posso controllare meglio. Ci sono stati dei numeri che continuano a non convincermi e quando loro mi fanno il recap non mi trovo, e se non mi trovo non vorrei che il vostro supporto poi qualcosa viene perché la percentuale ok, ci sta, loro mi danno la piattaforma, ma se poi non mi trovo con i numeri vado in freva, ma non per me, ma vado in freva per voi che pensate di supportare me e poi loro, cioè devo capire bene. Quindi, a parte questo breve dissing, perché non mi hanno aiutato a capire, sono stati vaghi e vaghissimi. Voi sapete gli altri modi per supportare il canale, lo sapete che tutto quello che entra, a parte comprare un po' di vino e di caffè, io luci, lo sapete, grafiche, il lavoro incessante per darvi dei contenuti sempre più piacevoli da vedere, questo faccio, poi si cresce, quindi sapete come supportare con la condivisione, lo dite ai vostri amici, fate girare i video con i like, con i commenti, a prescindere, chi può va col supporto diretto ed io ringrazio infinitamente, con gli abbonamenti e tutte le cose. Veramente non so come ringraziarvi, mi avete tenuto a galla in un periodo dove la musica è venuto meno, quindi grazie. Allora, se va via Fabian a 50, chi prenderesti al Napoli? Se va via Fabian a 50, ma tu dici a gennaio, io non credo che vada via Fabian a 50 a gennaio, ma ti rispondo subito. Prima ringrazio Ross JS, grande l'annata 83, Simo Coetaneo, vedi? 83 anno di ferro, amico mio, tra l'altro grandissimi dischi nell'83, Van Halen, Michael Jackson, veramente bellissima musica, e ti ringrazio tantissimo per il supporto. Se vendi a 50, mettine 40 per De Paul tranquillamente, e già sai che ci ha avuto il campionato italiano. Alessio Marignano,
Grazie ancora, giusto per la tua sincerità, grazie mille amico mio, grazie tanto. Non posso fare altrimenti, ragazzi. Quando cominci, io ho capito una cosa, quando cominci, e me ne sono accorto col canale del gaming, quando io ho cominciato il canale del gaming l'ho fatto perché quel giochino in particolare mi divertiva e quindi ho cominciato, sono arrivato a 7000 iscritti subito. Loro mi dicevano, però se tu vuoi crescere devi giocare a Call of Duty, devi giocare a PUBG, devi giocare a altre cose. Se il gioco non mi piace, se non mi diverto, non funziona il video. Allora io devo essere onesto prima di tutto con me stesso. So che parlare di calcio non mi stancherà mai perché è una passione incredibile, e se lo fai bene, cioè senza crearti un personaggio finto, puoi durare a lungo. Se invece il personaggio è finto, dopo un po' ti stanchi, la gente se ne accorge e mollano. Molli tu e molla la gente. Quindi per forza un pochino di show lo vedrete perché è intrattenimento, ma quello che vedete alla fine sono io, così come sono al bar, all'Ideale Caffè Napoli 1926, dove siamo tutti a prenderci un caffè e a parlare di calcio in cordialità. Possiamo essere in disaccordo, come tutta Napoli è sempre in disaccordo, ma in cordialità si può parlare sempre di calcio. Saluto Raffaele Sirignano from Stuttgart to New York, grazie amico mio per la tua presenza. Valerio, sui calici, ma già siamo pronti ragazzi, subito i calici. Vabbè, un pochino di bicarbonapoli prima, un pochino prima di bicarbonapoli. Falco, il like ai limoni, lo vedete? Lo vedete? Ma è fastidioso che Mertens si metta annanzi, lo faccio più piccolo magari. Un domani magari lo faccio più piccolo, ma ringrazio Rita per il supporto incredibile, per il lavoro estenuante che fa su questo canale per me, per noi. Un bacio grande, straordinaria. E presto per i calici. Annata non felice per il Napoli, tra Ancelotti, errori arbitrali, infortuni, 30 pali, sto campionato, 0 rigori a favore, e dai, lo so, è assurdo amico mio. Io infatti nella copertina, come avete visto, ho messo Ancelotti che tiene la cosa altissima così, poi il confronto con il passaggio Gattuso che invece ha l'occhio ammarrato, cioè l'immagine è quella di prendi l'allenatore più vincente al mondo e non funziona, poi prendi uno che è un lottatore, vinciamo una Coppa Italia, ricordiamocela, teniamocela stretta, però ancora delle cose non ci convincono, poverino. Però ho visto anche, cercando le notizie sull'occhio, lui anche in passato è stato con l'altro occhio ammarrato, insomma spesso ha avuto problemi. Speriamo che recuperi in fretta perché abbiamo bisogno del miglior Gattuso se vogliamo macinare gioco e risultati. Mi sono perso i primi 10, l'ASMR c'è un pochino, è già successo, ma lo faremo per tutto il video. Sul serio, penso che per migliorare il Napoli deve smettere di regalare i primi tempi. Saluti da Melbourne e buon anno a tutti. Ciao Mick, un saluto anche a te. Sicuramente sì, gli approcci sono importanti, ma sono importanti anche le reazioni. Lui nelle ultime partite quello che è mancato è stata un po' la reazione. Tanti auguri a tutte, anche ai milanisti, juventini eccetera. Bravo Maurizio, una palma d'ulivo verso i tifosi delle altre squadre. Vuoi Osimhen titolare contro il Cagliari? Sicuramente sì, se sta bene. Io immagino che magari potrà entrare nel secondo tempo, non credo che partirà dall'inizio, però lo voglio assolutamente in campo, anche solo per spaventare le difese, anche solo per renderli un pochino più in apprensione. Valerio, ma lavori con programmi Adobe, Premiere Pro, Photoshop? Allora sì, lavoro con Photoshop, però per i video uso Final Cut, quindi ho il doppio spectrum. Tornassi indietro probabilmente avrei cercato di imparare Premiere per i video anche lavorando con Photoshop, però oramai ho imparato Final Cut e quindi non posso tornare indietro, sarebbe un macello ricominciare tutto da capo. Pensi che l'assenza di Osimhen dopo poche partite abbia più o meno sconquassato i piani estivi di Gattuso? Sì, Giancarlo, assolutamente. Bisogna essere veloci a individuare il famoso piano B. Si è provato, si poteva fare meglio, alle volte è andata bene, alle volte no. Ricordiamoci che teniamo la miglior difesa
tra le cose negative, ricordiamoci le cose anche positive: miglior difesa del campionato, una buona differenza reti, dobbiamo fare più gol perché quest'anno le squadre che ci stanno avanti fanno più gol, noi abbiamo il problema atavico di creare e non segnare quanto creiamo. Però quando c'era Osimhen in campo abbiamo visto belle goleade, quindi io credo che possiamo affrontarla con positività questo ritorno al calcio giocato, speriamo bene. Che il nuovo anno ti porti qualche rigore, anche quello ragazzi non possiamo sottovalutarlo, è una roba incredibile, 9 rigori in 3 anni, nemmeno una squadra che si deve salvare, scherziamo proprio, noi stiamo 90% del tempo in area di rigore, anche per statistica, e dai. Valerio, ho seguito diretta, come mai ci vedono sotto o nel quarto posto? Fa male, io non vedo tutta questa squadraccia, Ancelotti ci ha rovinato gli occhi di tutti, la rosa è all'altezza. La rosa per me è anche migliorata, a me non fa male che non ci vedano nel quarto posto, poi dipende, pensa come la vede la Lazio, no? Che comunque hanno fatto quella Champions e comunque sono indietro in campionato e non li cagano nessuno se li caga. La Roma con noi è la squadra che si vuole inserire in quel quarto posto, è la Juve che è l'anomalia quest'anno, che sono parecchio indietro e uno pensa che rientreranno. Le due milanesi si sono ripresi il posto, ecco perché il quarto posto, chi dice la Roma, chi dice il Napoli, chi considera ancora l'Atalanta. È difficile quest'anno, è difficile, però possiamo dire la nostra. Sicuramente. Ciao caro, io sono del parere che questo Napoli sia forte, ha tanta qualità in attacco e ha bisogno di un allenatore offensivo, uno che ti sa far segnare, lì diventi forte davvero. Sì, Salvi, dobbiamo fare più gol sicuramente, ecco perché dal 4-3-3 dell'anno scorso, dove siamo stati accorti, abbiamo vinto una Coppa Italia con difesa e contropiede, si è provato a fare qualcosa di diverso, quindi io questo a Gattuso lo riconosco. Ha funzionato in alcune partite, meno in altre. Però sto sentendo, il 4-2-3-1 non funziona. Un attimo, col Torino abbiamo giocato 4-3-3, quindi quando vi dicono il 4-2-3-1 non funziona, col 4-3-3 il Napoli vince tutte le partite, no, perché anche con il 4-3-3 siamo rimasti bloccati davanti ai pullman, anche con il 4-2-3-1, quindi il modulo sì, lo sapete quanto amo i moduli, ma non è quello, dipende dai giocatori e delle caratteristiche dei giocatori. Un saluto al volo amico mio, auguri e buon anno, grazie Brewer, ti abbraccio fortissimo. Dovevate prenderlo voi Veretù, Jay Ciuffre, Veretù, grande acquisto della Roma, lo rimpiango, se veramente il Napoli lo aveva in mano è stato un errore. Tanti auguri Vale e a tutti gli iscritti buon anno, PS Milik ingrato, e ci sta. Bisognerebbe trovare al più presto un modo di giocare senza Osimhen, non solo in caso di infortunio, ma anche in caso in cui riposi, certo. L'altro piano più difficile sarebbe trovare una punta simile a lui. A me è anche piaciuto l'idea di avere una punta molto diversa per avere qualcosa, quando non ti funziona la profondità, avere un modo di gioco diverso, però quando la metti devi cambiare subito modo di gioco. Questo è il problema che imputiamo a Gattuso nelle ultime 2 partite, dove hai dovuto far giocare Petagna titolare. Allora, hai sentito, hanno creato un operatore telefonico, hanno messo i dati di tutti gli utenti, faccia ragazzi, ok, ma è un operatore telefonico di che, cioè italiano? Cinese? Sono brutte notizie, è importante cambiare frequentemente le password, ricordatevi, perché hanno creato LinkedIn, hanno creato Google spesso nel tempo e poi passano diversi anni prima che intervengano, quindi tu ti dimentichi. Quindi è bene, ricordatevi, cambiare le password ogni tanto, questo è il mio consiglio. La dirigenza, Daniele Calabrese, la dirigenza del Napoli è chiamata a fare un lavoro intelligenza in questa sessione di mercato, pensando ai tanti giocatori in scadenza. Secondo te ne sarà in grado? Non lo so Daniele, sono tante situazioni delicate, tra Yusai col procuratore che rompe sempre i coglioni, Maximovic che lui sta bene a Napoli però vuole probabilmente tanti soldi e in questo momento è una riserva perché Koulibaly e Manolas stanno giocando bene. Milik va dato e queste sono le cose più importanti da fare subito. E lì poi si capirà che tipo di mercato può fare il Napoli. È italiano, è il virtuale di Vodafone. Ah, ecco.
Ragazzi, statevi attenti. Vi devo dire, statevi attenti. Secondo me se vi ebbe una punta come Ibra, dove porta tutto avanti a tic e valori, certo, Gabriele, Ibra fa la differenza, è normale. Io dissi, secondo me Petagna può dimostrare qualcosa, lo ha fatto a mio parere nel suo piccolo, ma vedo un gioco e un atteggiamento che a lui non fanno bene, sono d'accordo. Un abbraccio Raffaele Di Florio. Vediamo un pochino. Io sono nato il 29 giugno 2013, praticamente sei ancora nell'embrione di mamma. Non ho cucinato niente, DC, perché sono ospite a cena e quindi porto una bottiglia. Stavolta mi posso rilassare. Perché non tenere Llorente? Io non lo escludo, Alessandro. Io credo che Llorente resterà. Credo che può essere che resti, perché dobbiamo capire l'entità dell'infortunio di Mertens e di Osimhen. Quindi può essere che Llorente resti. Che ha dimostrato di essere un professionista. Io direi un augurio con un abbraccio e un bacio virtuale ai nostri compagni di tifo, un augurio agli altri tifosi, in mezzo agli auguri, un mezzo augurio ai milanisti e interisti e un quarto di auguri a quelli là. Va bene questa divisione. Gabriele Fioretti, sempre 37, non sono cresciuto in questi pochi minuti. Ciao Vale, un abbraccio da Caserta, buon anno nuovo. Ragazzi, ma i potenti mezzi vi dicono: iscrivetevi al canale che nel 2021 ne vedrete delle belle. Vi siete iscritti al canale? Perché se non vi siete iscritti, perché può essere pure che siete capitati e vedo nomi nuovi e non vi siete iscritti al canale. Se vi iscrivete al canale, più bello parim, secondo me. Poi non lo so, fate voi, perché mi pare che è gratis. Voi cliccate su iscriviti ed è gratis e avete contenuti gratis giornalieri. Ma io credo che sia un deal da prendere al volo. Sono sorpreso negativamente dal Napoli, ha la rosa più completa ma non riesce ad emergere per i soliti problemi di mentalità. A priori l'avrei dato al primo posto solitario. William, il primo posto solitario, appunto, se non hai la mentalità, noi sappiamo che questi giocatori lo sappiamo dall'interno perché li vediamo tutti i giorni, sono a volte fragili. Quindi ecco perché non li consideriamo mai primi nelle griglie. Caro Vale, ho preparato un cheesecake in stile bellissimo, vieni ad assaggiarlo, ovviamente il video è stato a tutti. Vedi Vincenzo, io non amo i formaggi, ma la cheesecake mi fa impazzire, è ben fatta e a New York va alla grande, verrei volentieri ad assaggiarla, assolutamente. Ma quando finisce questo video? Davide, non deve finire questo video continua fino al 2021, io a un certo punto me ne vado, vi lascio con una schermata così, voi vedete il Vesuvio che è sempre giorno, rimango online e me ne vado a fare i fatti miei. Pensa un po'? Potrebbe anche andare a finire così. Ciao Vale, buon fine anno, speriamo in questo 2021 che i nostri ragazzi maturino mentalmente, è la cosa più importante. Gennaro. Mariano De Maio, se fai un precampionato con uno come Osimhen e poi lo perdi, vai ovviamente in difficoltà, è come se mi preparo in cucina per 100 persone e poi mi si rompe il forno. Il paragone ci sta, è difficile, è veramente difficile così. Però dobbiamo fare di necessità virtù, siamo stati sfortunati, dobbiamo essere più forti della fortuna. Ma un'ipotesi, Marsiglia dietro a Milik, è vero, ho letto del Marsiglia dopo l'Atletico Madrid, offre 10 milioni e Toven a giugno come Milik, gli scade il contratto, sarebbe comodo a tutti e due, noi Toven e loro a Milik. Vedi che è interessante come operazione di mercato, solo che Tuven, da quello che so, è un esterno destro col piede mancino invertito, dove noi siamo abbastanza coperti, quindi non credo che il Napoli stia cercando quel tipo di giocatore, nonostante insomma se ne sia parlato anche in estate. Se poi Tuven, che è molto seguito in Europa, deve decidere lui, perché lui va in scadenza, quindi non è che si può fare tra società il doppio scambio, deve decidere lui se vuole venire a Napoli, se il Napoli è interessato, quindi è un'operazione interessante, ma non credo che il Napoli ci stia pensando, dico così, distinto.
Sì, vabbè, Davide, certo, vai tranquillo. Ragazzi, non c'è bisogno di bloccarlo, è un bambino, va bene così, però se insiste mettetelo in time out perché io non posso leggere certe cose. Michele, ciao Vale, buona vigilia. L'unica cosa buona di questo 2020 è la Coppa Italia. La Coppa Italia sicuramente ce la teniamo stretta, ci sono altre cose buone. C'è il capire di voler cambiare modulo, c'è un po' di duttilità tattica perché la fissazione non va bene, c'è una buona difesa, c'è improvvisamente Koulibaly e Manolas che tutti dicevano non possono giocare insieme e invece possono, siamo la migliore difesa. C'è Lozano che ci ha tolto gli insulti da bocca e se li ha messi in tasca. Ci sono cose buone, non solo la Coppa Italia per me. Fabrizio Zamprotta, per gennaio serve solo vendere gli esuberi, magari se si riesce prendiamo Emerson. Un saluto Valerio, buon anno. Un saluto a te Fabrizio. Vendere è la priorità sicuramente, non solo per noi ma per il Napoli proprio, quindi così. Il Napoli aveva in mano Veretù e Teo Hernandez, però si è voluto puntare tutto su Lozano. Secondo te all'epoca sbagliammo o no? Salvi, io non credo che le tre trattative siano legate, non credo che siano legate, perché Veretù e Teo Hernandez sono un centrocampista e un terzino. Si punta su Lozano perché Lozano era una delle cose che aveva chiesto Ancelotti. Non potendo arrivare a Ames si è arrivati a Lozano, ma sono cose diverse. Se tu avevi in mano Teo Hernandez è perché sapevi che ti serviva un terzino, dovevi farlo. Veretù, regista, centrocampista anche duttile, dovevi farlo a prescindere. È stato Ancelotti che ha detto mi organizzo con Fabian e Zielinski, Hamsik all'epoca, Allan, insomma ha pensato di farne a meno, quindi le trattative non sono legate. Allora, vediamo un pochino. Alessandro Zummo, infatti Manolas e Koulibaly vanno benissimo insieme, bastava solo farli lavorare in campo, sono d'accordo. Alessandro Dirella, Ibra lo vorrei a Napoli, ma per come è fatto Ibra sarebbe metà stagione in infermeria. Poi Meret perché non lo fanno mai giocare? Alessandro, Meret è una questione di l'esperienza di Ospina, si sente e la squadra è più tranquilla, l'allenatore è più tranquillo, la squadra è più tranquilla. Meret parla poco, serve che faccia un salto di qualità mentale. Ibra infatti sta in infermeria, Ibra ovviamente fa la differenza ma non lo può fare a lungo. In questo momento sta facendo la differenza nell'ambiente, ma perché lui è Milano, lui si trova bene a Milano. A Napoli sarebbe stato diverso, non so se avrebbe avuto lo stesso impatto. Sarebbe stato bello vederlo però con la maglia del Napoli senza dubbio. Allora, Gabriele Vastrevolo, ho visto delle giocate di Emerson e mi è piaciuto tantissimo, poi vedrei bene nel Napoli con Insigne basso e lui più alto in attacco. Quindi come il Napoli ha giocato contro l'Inter, dove avevamo messo Mario Rui più avanti e Insigne più dietro a fare regia. Sicuramente l'intesa l'abbiamo vista anche nell'Italia, no? Nell'Italia di Mancini, Insigne con Emerson si trovava bene, quindi potrebbe far bene. Bisogna vedere se la trattativa è effettivamente fattibile o c'è troppa concorrenza. Napoli Talk, grande Valerio, buon anno, complimenti per la costanza, grazie amico mio, e io ti devo fare gli stessi complimenti per la velocità. Il tuo video di analisi in inglese per gli amici che seguono il Napoli anche all'estero è uno dei più veloci del web. Appena finisce la partita sei subito pronto, quindi i miei complimenti e ringrazio Vincenzo Papa. Anticipiamo i festeggiamenti con questo botto. Un augurio a tutti voi per un 2021 migliore e più sano. Quindi grazie Domenico di Napoli Talk e grazie Vincenzo Papa per il tuo supporto che sta diventando costante e ti ringrazio incredibilmente. Siamo a -9, obiettivo 100, primo bot di Capodanno. Ragazzi, e dove stanno? Forse non ci siamo capiti. Non voglio nemmeno chiamare il Valerio Fluido Cringe, il Saverio Solido Cringe, così. Vi siete dimenticati? No, ditemi voi a me,
Vi siete dimenticati che vi state col tablet, state col tablet nascosto perché vostra madre dice finiscila con questo cellulare, vieni a tavola, aiutami a fare gli spollichi, non lo so cosa vuoi. State col tablet nascosto in un angolo. Se togliete un attimo la chat, trovate il like grigio, cliccatelo che diventa azzurro, che è più bellino, e fate così. Ma lo so che siete nascosti e vostra madre vi sta alloccando in testa. Vai, rimediamo. Te la ricordi la serie TV napoletana La Squadra su Rai 3? Assolutamente sì, Gabriele. Mio padre ci ha lavorato anche a lungo. Per chi non lo sapesse, mio padre è un attore di teatro, attore e regista di teatro. Mio padre ci ha lavorato, fece ovviamente come tutti gli attori napoletani anche Un posto al sole, ma sulla Squadra ci fu una più lunga collaborazione e poi fece la versione di Un posto al sole, quella là estiva a Sorrento, ma ricordo come si chiamava, i Limoni, perché essendo a Sorrento, dove fece un personaggio ancora che facevano delle investigazioni. Insomma, si è tolto qualche bella soddisfazione. Era bello vederlo sul grande schermo, perché tu fai un pirito sul grande schermo e ti conoscono tutti, lavori una vita a teatro e resti di nicchia anche se sei più bravo. È la storia dei media, è sempre stato così. Mio padre si chiama Peppe Celentano e lo trovi anche su Wikipedia se vuoi sapere cosa ha fatto. Ed è no perché mio padre, ma è un attore straordinario. Fatemelo dire tranquillamente. Allora, comunque, dove sta? Gli occhiali come Saverio Solito che sono imbarazzante, incazzoso e cinico sempre. Lo so, ma non sono gli occhiali che rendono una persona cringe, sono io che faccio la voce pure nasale e vi invito a lasciare il like e faccio finta. Oh, chi è? È lui, quello è il cringe, non è l'occhiale che è cringe, assolutamente. Io è una mia cosa, non ci stanno nemmeno le lenti, non si vede, però vabbè. Va bene così. Giorginio, parla la gente, possibile ritorno in Italia, è molto amico di Emerson Palmieri, chissà. Guarda Luigi, è vero che Giorginio sta giocando un po' meno in questo Chelsea, ne parliamo spesso con gli amici di Giorginio perché chi lo riteneva indispensabile, chi lo ritiene un giocatore medio, però possibile ritorno in Italia non vuol dire ritorno a Napoli. Ricordiamoci che se vai ad ascoltare i juventini non sono contenti del loro centrocampo e può essere anche che loro alla ricerca di un regista, sarebbe clamoroso per Sarri, che va via Sarri e arriva Giorginio per Pirlo, ma Pirlo è un giocatore che secondo me apprezza la regia di Giorginio semplice e continua. Attenzione, non so se è per il Napoli, ma in Italia farebbe male rivederlo in Italia con un'altra squadra. Attenzione, mentre Rita saluta il signor Peppe Celentano da un bot di Capodanno 100 superato. I limoni, signore, i limoni! Grazie amici miei, siete bellissimi, vuol dire che qualcuno è passato anche solo per mettere il like e io apprezzo, perché magari uno tiene che fa e va bene così. Vedendo le sue foto ci somigli molto, vale una sua impressione? No, Mucedil, gli ho tagliato la testa, come si suol dire, a mio padre. La differenza è solo nei capelli, che probabilmente, o per fortuna, magari l'ho presi da mamma, però sì, somigliamo tantissimo, il naso, gli occhi, il taglio della bocca, veramente siamo molto molto simili. Se mi è andato nei ghetti del Bronx sono realmente come li descrivono? Amico, sono andato nel Bronx, sì, come li descrivono non lo so, oramai si era creata questa cosa, no? Ma che è il Bronx, no? Non è proprio così al giorno d'oggi. Certo ci sono posti un pochino più pericolosi di altri, ma dappertutto, non solo nel Bronx, anche a Brooklyn, anche nel Queens, nella stessa Manhattan ci sono dei posti dove tu
È bene tenere gli occhi aperti, ma come in tutte le metropoli, non perché New York sia diversa da Napoli, da Roma o da Milano. Il Bronx, paradossalmente, è uno dei quartieri anche più verdi degli altri, c'è molta natura, ci sono molti parchi, e in passato è stato più difficile, negli anni 80 e negli anni 90. Dal 2010 in poi tutto è molto più tranquillo. Io ci sono stato e non c'era problema. Fabio Cafab, dopo superati 100 ci stanno i limoni zucusi, grazie amico mio. Ma tu un po' che se i moderatori devono supportare in questo modo, nonostante tutto quello che fanno. Io, Fabio, un bacio anche a te e ti ringrazio tantissimo, perché veramente sei stato una grandissima sorpresa. Non avevamo dubbi che tuo padre sia un ottimo attore, d'altronde tale figlio. Grazie Angela. Io poi sono stato con lui dietro alle quinte per tutta la mia infanzia, quindi ho respirato l'arte, poi ho deciso di fare musica perché la spark, no? La scintilla. Su Disney Plus dovete andare a vedere il film Soul, Anima, è il nuovo cartone animato della Pixar, una roba veramente bellissima che parla di Spark. Lino Bailo non poteva mancare, non manca mai, e gli auguri di Lino Bailo sono apprezzatissimi, amico mio. Lino, che tra l'altro i più non sanno che Lino è stato il mio sassofonista nel tributo Vasco Rossi. Abbiamo fatto tantissime serate di tributo Vasco in giro per l'Italia e Lino era il nostro sassofonista di supporto molto spesso, quindi anche un rapporto che va al di là del calcio. E Francesco Esposito cita, questa è straordinaria questa cosa, un serial killer, che è uno degli spettacoli di mio padre che ha scritto in passato, una di quelle idee, forse tra le idee più geniali, che era questo serial killer che uccideva Pansiria quando gli venivano in Siria, no? Un capriccio, un cruccio, che insomma una cosa che tu non sai come resistere, una Siria, per esempio quando sei al bar, no? Quando sei al bar che la gente gira il cucchiaino nella tazzina troppo forte e fa un rumore incredibile e ti spinge, e allora là ti viene in Siria, ma madonna mia, come già fa? Chi se non mi sta in gol, sto rumore, eccetera eccetera, e quindi scatta il raptus nervoso che porta poi agli omicidi, una serie di omicidi che questo serial killer fa per in Siria, e quindi loro non riescono a capire il modus operandi, perché hai ucciso queste persone che non hanno in teoria nulla in comune, ma l'Ansiria sì. Lino, ti ringrazio ancora per il tuo supporto secondo, grazie amico mio, grazie a te. E questo era lo spettacolo, un serial killer, dove abbiamo veramente fatto morire di risate mezza Napoli, si deve dire la verità. Io lavoravo al mixer dietro di lui, facevo i suoni e ridevo a crepapelle dietro alla cosa del mixer, perché non si poteva resistere, era spassosissimo. Allora, facciamo la guerra, guerriero, facciamo la guerra. Siete ritornati al discorso, ma quella poi dal Bronx loro poi scendono a Coney Island. Madonna mia, come gli italiani sono rimasti 20 anni indietro parlando del Bronx. Appena potete, amici, viaggiate. Alberto, sì, è vero, la cosa più importante è viaggiare. Tu che stai in Canada lo sai, vedere nuove realtà, capire le nuove culture, persone diverse. È l'unico modo per crescere e per capire delle cose che altrimenti, se resti nel tuo cantuccio, non le capisci. Per questo io sto anche soffrendo a stare a casa tanto, perché New York mi ha dato tanto nella città, even just living home and walking in the street, it means that you're growing the fuck up, because it's so much. It's so much to know and to see. Scusate se ho parlato inglese, ma era difficile esprimerlo in italiano. Dobbiamo affrontare questo discorso spinoso del mancato uso del decreto crescita. Fabio, hai ragione, tu mi hai fatto notare questa cosa. Pare
parlando di mercato, no? Che uno si fa dei calcoli, pigliamo a questo, poi magari facciamo, mettiamo e diciamo. C'è il problema che il decreto crescita che aveva aiutato certe squadre a prendere certi giocatori, Lukaku, lo stesso Ibra, lo stesso Lozano per il Napoli, no? La società ha detto ok, c'è il decreto crescita che mi aiuta a pagare le tasse di meno e quindi mi posso permettere certi giocatori. Pare che questo decreto crescita debba essere confermato da un nuovo DCPM, DPCM, cioè praticamente non è scattato in automatico per gli anni a venire, e lì succede un macello per tutte le società, perché a quel punto tu ti eri fatto dei calcoli e invece questi calcoli sono sballati, perché ti trovi a pagare uno stipendio di 5 milioni netti, lo devi pagare 10 all'ordo con le tasse, e quindi praticamente che è una trappola dello Stato italiano nei confronti delle società che si erano fatti dei calcoli. Se questo non avviene rischiamo brutto noi, ma rischiano brutto tutte le squadre, perché ragazzi non si scherza con la bolla, specialmente la bolla economica, specialmente in un periodo dove non ci sono introiti, dove gli sponsor stanno scappando. È tosta proprio. Henry Osmani, buon anno a tutti e forza Inter, buon anno anche a te. Vedo che c'hai Messi con la maglia dell'Inter. Non è successo, magari tu sei ancora speranzoso. Exactly, I agree with you. 100%, because noi abbiamo fatto un percorso simile, assolutamente. Vale, hai sentito che Rubaldo è stato premiato dal suo agente? Ho sentito, però non ho approfondito la notizia, Angela, anche perché mi pare si trattasse di giocatore del secolo, e tu fai il giocatore del secolo del 2020 dopo 20 anni, non vuoi aspettare un secolo che magari ne esce qualcuno difficile, ma che ne esce qualcuno più forte. Quindi non lo so, non ho approfondito, potrei star dicendo una stupidaggine, quindi non lo so. Ma il Napoli non prende giocatori da 10 milioni all'anno, quindi non ce ne fotto proprio. Lo so, ma anche quelli da 4 e da 3,5, che uno pensava di pagarli da 3,5, non li paghi 7, ma li paghi 5, 4,5, 5. Se li paghi 7 diventa complicata. E quindi così. La calcolatrice, lo so, infatti diventerà complicata. Miglior giocatore del secolo nel 2000. Allora vedi, avevo fatto pure io questa riflessione. Mi sembra un po' strano, sinceramente. Un premio che non mette e non toglie. Auguri Vale, grazie Donato Maraula. Ragazzi, visto che non possiamo stare insieme per la mezzanotte italiana, perché io devo staccare, devo sentirmi anche con i miei genitori, eccetera, eccetera, e voi sarete a cena e va bene. Vi invito, facciamo un 3-2-1, al mio 1, tipo countdown così, voi scrivete punto esclamativo 2020. È facile, tutto attaccato, punto esclamativo 2020, e facciamo un brindisi. Io metto un pochino l'acqua, la riverso qua, perché il brindisi con l'acqua non si fa. Verso un goccino di vino, anche se voi non lo fate, fate finta con me, fate finta. Un goccino di vino per buon augurio si deve fare, il mio buon Nero d'Avola, ma veramente un goccino, perché poi devo guidare, non esiste proprio. E quando dico il via, facciamo questa cosa, il bot risponde, e quindi così 3, 2, 1, via, punto esclamativo 2020, tutto attaccato. Scrivete che il bot vi risponde, e mentre il bot vi risponde io vi auguro, con questo goccino di Nero d'Avola, un ottimo, ma veramente ottimo. Quando dico ottimo intendo straordinario, intendo non meglio del 2020, intendo proprio sword, femmine, se siete maschi e volete una femmina, se siete femmine, uomini con le palle che vi amano e vi rispettano, salute, affari. Sembro Paolo Fox, ma veramente ve lo auguro con tutto il cuore, perché mi state facendo compagnia e mi state aiutando in questo periodo difficile. Statevi bene, stati bene, 2020, stata buona, e a mai più rivederci. Vogliamo il 2021. Basta. Sì. Voglio i limoni, voglio i limoni. Ho lavorato in Spagna, alle Canarie, e ora sto in Olanda.
vedi così. E ogni volta che mi presento e dico che sono napoletano, loro mi parlano di Gomorra. A te? Allora, Mariano, Gomorra sì, mi è capitato delle volte, però credo che in America non abbia preso così tanto come serie TV, come magari in Europa. Qui c'è sempre quella cosa della la pizza, il mandolino, la musica, c'è anche cose positive. Però invece di Gomorra loro dicono mafia, no? Perché loro identificano l'Italia in generale, Napoli in generale come mafia, perché alcuni di quelli che si sono trasferiti poi in America non erano bravissime persone e quindi loro hanno quest'idea, no? Di quello che l'italiano è venuto e visto così. Se fai le battute facili col pregiudizio che i comici fanno, che non mi fanno nemmeno arrabbiare perché ci sta, c'è quella cosa italiano, ti spara e così si risolve, oppure gli italiani sono quelli che per fare una cazziata ai figli li trascinano per strada perché la cazziata deve essere teatrale, lo devono vedere tutti, tutto il quartiere deve vedere che il padre sta facendo la cazziata al figlio, eccetera eccetera. Così ci vedevano all'epoca. Adesso cerchiamo piano piano, come si dice, la mia missione è anche dimostrare, sì, vengo da Napoli, sì, vengo dall'Italia, ma vengo con una marcia in più per darvi qualcosa che non vi aspettate. Ah, dall'Italia tu sei un bassista che suona rock and roll? Sì, perché no? Non devo per forza suonare la tarantella. All'inizio era questo, ma come tu sei italiano? Perché non fai una musica di melodia, una musica classica napoletana, la tarantella, eccetera, eccetera? Ma perché? Rock and roll anche in Italia. Quindi questa è stata la mia missione. Sotto questo punto di vista, Luca Desio, ti vedo. Gomorra è stata votata come la miglior serie TV straniera in America. Io forse anche io, perché non l'ho vista volontariamente, non ho mai guardato e non mi sono mai appassionato, quindi non è uscito mai il discorso in mezzo con gli amici di qua, però veramente lascia il tempo che trova. Buon anno a tutti i tifosi del Napoli da Giuseppe Tesauro. In Canada, aspetta, ho peccato, no, l'ho perso. In Canada ho visto loro anche 2 secondi, ma niente di eclatante. Caffè Napoli, io quando il Napoli stava per prendere Ames stavo gasatissimo, poi quando ne è arrivato ci sono stato malissimo. Ninja, lo so, anche io ci credevo tantissimo, oramai tutti i giornalisti dicevano è fatta, purtroppo non è avvenuto. Dobbiamo pensare che comunque in quell'anno, l'anno scorso, parecchi infortuni ne hanno condizionato l'annata, quindi magari non sarebbe andata bene, non si può mai sapere, magari arrivava qua, non si infortunava, magari faceva il gioco di Ancelotti migliore, all'Everton sta funzionando meglio, ma anche lì non è proprio cioè non le gioca tutte, quindi se punti tutto su di lui potresti trovarti comunque in defezioni, insomma è stato quello che è stato, è inutile guardare in... questo sì, il gesto delle mani per dire sì. No, ma loro la cosa brutta è che dicono vaffanculo. Ma che significa vaffanculo quando fai così? Che significa che vai trovando? E io spendo ore e ore a spiegare a questi cretini vaffanculo, Maria, madonna mia. No, non significa vaffanculo. Significa tutt'altro e se lo vuoi imparare imparalo. Questo, cioè le mani così, che visto che l'italiano usa le mani così, anche l'americano usa molto le mani, ma non significa vaffanculo. Sapete, la parola vaffanculo vi fa ridere, ma non si usa così. Quindi è così. Col seno di poi continua, abbiamo evitato un bel pacco, 49 milioni sta sempre rotto. È quello che esattamente stavo dicendo. Ragazzi, mi bannate Davide Guarino per favore, non perché stia dicendo cose cattive, ma mi distrae con domande che non ci azzeccano proprio. Magari è un bambino, bannate il bambino perché non ce la faccio, mi distrae, voglio dare soddisfazione a tutti gli altri che non ho letto durante tutto l'anno, quindi bannate, poi lo sbanniamo a fine live perché mi distraggo. Io ho 2 occhi solamente e non posso perdermi messaggi di altri amici che vogliono avere soddisfazione per queste stronzate. Rita,
addirittura con super sticker che non posso far vedere ma che vedono gli altri, non ho più parole. Devo fare Mertens un po' più piccolo, però mi piace che compaia e che dia soddisfazione. Allora, auguri Vale, sei di gran lunga tra i migliori youtuber, non solo napoletano ma tra quelli che parlano di calcio, e il bello è che puoi solo migliorare e sicuramente lo farai. Grazie Luca, apprezzo tantissimo e sono mentalizzato per migliorare e per fare sempre meglio, assolutamente. Bravo Vale che fai rock, ma crea melodia napoletana, non siamo mica i primi del Novecento. Ma che poi io non disdegno, la melodia napoletana ha fatto la storia della musica, però c'è anche altro e a me piace anche mischiare le varie cose, la cosa più bella è questa. Digli a uno di loro fuck you e finisci i problemi. Sì, ma get the fuck out. I mean, è più leave me alone invece che fuck you, perché lasciami stare, cioè non ne capisci, quindi ciao. Speriamo sia un anno migliore per il Napoli, con meno bassi e più alti. Sì, Giuseppe Verdi. Limoni 15 minuti, va bene Ivan, va bene così, se poi insiste lo ama mese. Mi dispiace perché poi non mi voglio accanire, veramente se è bambino mi dispiace, però lo sapete, la differenza tra il bambino e il troll adulto che fa il bambino è sottilissima e quindi va bene così. No, Fluido è il mio soprannome, è sempre stato il mio soprannome dai tempi della scuola media. La canzone tradizionale napoletana è immortale e infatti assolutamente. Vedi viva la traduzione musica napoletana, ma c'è anche altro. La mistione, il mix delle varie influenze è quello che mi piace di più. E quando vieni a New York ha ancora più senso. Comunque bassista rock e riduttivo, sai suonare tutto. Fabrizio, vabbè ragazzi, voi non conoscete Fabrizio, ma Fabrizio, oltre a essere un fortissimo giocatore di calcio, decise di prendere il basso in mano e diventò bravissimo anche a suonare. Veramente Fabrizio versatile in tutte le sue passioni e bontà sua, insomma, per i suoi complimenti sulla musica. Io non sono un bassista bravissimo, incredibile, che tu dici wow, che hai fatto, però ho sempre puntato sul saper affrontare tutti i generi musicali, la dance, il pop, il jazz, il blues, il rock, tutto. Cioè, se mi dicono ci sta una serata di musica greca, vai, sono pronto, dammi due minuti e sono pronto. Questo è stato sempre il mio obiettivo, essere fluido tra i generi. Poi mi è anche servito qua, Osimhen che fine ha fatto? Achille Pannella, buonasera. Secondo me dicono che possa tornare già col Cagliari, quindi speriamo bene che almeno nel secondo tempo lo possiamo vedere, se no comincio ad andare in freva. Amonra! Hola Valerio, sono con mio figlio, la live la recupero poi, ma volevo augurare a tutti un buon anno. Tutti ti hanno in questo momento letto ed ascoltato. Un abbraccio a tuo figlio, ci vediamo l'anno prossimo e grazie per recuperare la live. Buonasera e buon anno a tutti da Bo97. Un anno migliore per il Napoli con pochi bassi, ittata Mario Rui, e più alti, va buono qualsiasi terzino sinistro posto suo, basta che sia più di 1,85, anche perché, esatto, ritorniamo al discorso della fisicità che serve, state vedendo Teo Hernandez, state vedendo Hakimi, e un po' di oltre alla velocità anche la fisicità che la metti in campo e ti aiuta tantissimo. Con Osimhen cambia tutto, la squadra sarà più veloce ed imprevedibile, giocheranno meglio tutti, siamo d'accordo su questo. Anto 92, Mertens, Saia, Cagliari e Spezia, sì, Mertens ancora ci vuole del tempo, però speriamo su Osimhen a questo punto che possa dare un cambio a Petagna, altrimenti ragazzi credetemi è capace che vedremo anche Lozano prima punta in qualche frangente di partita, o anche Di Llorente se non lo vendiamo, non credo lo vendiamo a breve, quindi vedremo altre soluzioni, ne sono sicuro.
Io ho insegnato agli anni 10 a ciuscia. Ah, bellissimo, quando un piatto viene bene. Bello, 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 bello. Io tendo a non insegnare perché voglio mantenere una parlesia tra noi napoletani, e quando poi imparano troppe cose napoletane e italiane non possiamo più dire i fatti nostri e dobbiamo ricorrere poi alla parlesia, che è nello specifico il linguaggio dei musicisti o comunque degli artisti di strada dal Novecento in poi, della commedia dell'arte, che anche un napoletano non capisce quando parli in parlesia. E poi c'è stato qualche attore che ha fatto lo stronzo e ha cominciato a diffondere la parlesia su canali nazionali. Male. Vale, dicono che Osimhen è il rischio anche per la Supercoppa. E Achille, notizie allora contrastanti, perché qualcuno mi dice che recupera già per il Cagliari. Se è a rischio per la Supercoppa vuol dire che qualcuno è in errore, e speriamo sia in errore chi dice che è ancora infortunato. Buonasera Pablox e benvenuto. Buonasera Roberto M, buonasera a tutti voi e buon fine anno. Comunque proporrei una cosa, ognuno in chat dice la sua età, vediamo il più piccolo e il più grande, credo di essere il più piccolo, 13 anni, può essere, avendo bannato quello di 7 anni, se ha 7 anni, non c'è modo di saperlo. Sì, fatemi sapere anche la vostra età, perché no? Così ci conosciamo meglio a questa fine 2020. Nangolan ritorna a Cagliari, che ne pensi? Penso che evidentemente lui si sia trovato bene, insomma da Cagliari veniva, è cominciato la sua carriera in Italia, insomma lì ed è esploso. Dall'Inter è tornato al Cagliari l'anno scorso, ha fatto anche bene, se poi all'Inter non ha avuto mai occasioni vuol dire che fisicamente o comunque non ci stava con la testa, e quindi se non hai avuto mai un'occasione solo al Cagliari puoi andare, non puoi andare in una squadra che deve puntare in alto, quindi va bene così. Al Cagliari magari senza pressione puoi permetterti di sbagliare qualche partita, ti guarderanno comunque bene, poi andare a vivere in Sardegna sta bene al di là del calcio, e quindi va bene per lui e va bene per gli altri. 31, 47, 38, diamo proprio i numeri della tombola, cosa che non ho potuto ancora fare, ma vi giuro che sto studiando per la tombolata. Abbiamo tempo fino al 6 gennaio, ragazzi. Abbiamo tempo fino al 6 gennaio, quindi unitevi al canale Telegram, che sarà fondamentale se riusciremo a fare la tambolata. Sì, proprio con stroppole senza precedenti. Sia ad un bivio, e nelle prossime ore si saprà il da farsi. Un bivio, ma io non voglio capire che te ne sto io. 42 anni, io sì che ho visto Maradona. Sì. Valeri, secondo te si può puntare allo scudetto? Bomber, non lo so, siamo un po' indietro, c'è da dire che il Milan sta dando continuità, è l'unica squadra che sta dando vera continuità. L'Inter sta lì dietro senza le coppe, noi dobbiamo continuare a fare l'Europa League, c'è tanta concorrenza, è difficile, è troppo difficile. Certo, se torna Osimhen subito e tutte le cose cominciano a girare e ti imponi con un 4-0 col Cagliari, io comincio a essere un po' più positivo, ma non è facile. Io ho 18 anni moltiplicato per 2, che ognuno faccia i calcoli. Like, mi ero scordato. Vedi? Questa è l'onestà dei miei iscritti, perché lo so, è così che funziona. Delle volte uno si mette là con il bicchiere, no? E si sta godendo la live, sta così e dice, ma cullato dalle parole di questo 2020 che se ne va e di discorsi tecnico-tattici, e vi dimenticate il like. Capita a tutti. Se arriviamo a 200, non credo, perché non credo che arriviamo a 200, non sarete mai così tanti. Io prendo il basso e vi suono Napule, ve la suono e voi la cantate, e voi vi fate il video mentre la cantate, mentre io sto suonando. Voglio fare questa cosa incredibile che non ha precedenti, e dopo voi mi mandate il video, mi taggate su Instagram con il vostro video mentre cantate Napulè, che io suono e voi la cantate. Una roba impossibile, perché poi se state col cellulare come fate a sentire Napulè e qualcun altro vi deve... È complicato, vediamo chi riesce a farlo, ma dobbiamo arrivare a 200 like
per il bene dei miei moderatori, non per altro. Ombriacone Nangolan, a parte gli scherzi, molto forte proprio prima di Cagliari-Napoli. Bisogna vedere se lo mettono subito in campo, se sta in forma. Secondo me lo buttano nella mischia, perché anche se non sta bene può fare la differenza nel Cagliari. Speriamo bene. Vale, il Granata ha vinto ieri sera a -2 dalla Champions. Ecco, molto bene Angela, cioè molto male, nel senso che è una squadra che non dobbiamo sottovalutare. Giacomo Landolfi 62, sentirli, non ci credo Giacomo, sei un ragazzino. Poi quelli che uno si sente, io alle volte me ne sento molti più di 37, mi sveglio e dico ma che? Io non ho fatto niente, perché mi fa male la schiena? È l'età che alle volte è così, è impietosa. Mi ero scordato pure per colpa del Cuba Libre, ragazzi, è giusto, stasera si può fare, tanto non dovete guidare, non dovete andare in discoteca, non dovete fare niente, divertitevi a casa in maniera sana, senza esagerare, essere un po' brilli una volta ogni tanto si può fare. Niente pressioni, facciamo parlare il campo e tiriamo le somme a fine anno. Yes, Ice Black, assolutamente. A 200 like si canta Napulè sulle note del basso di Valerio. Fabio, bravissimo. Dai. Quando la live reaction in diretta, Giuseppe, sto pensando che potrei fare quella di Coppa Italia. Dove però lo sapete, la live in reaction durante la live, io se guardo poi la live e se vedo lo spoiler diventa complicato, però una volta lo voglio fare e magari la facciamo con la Coppa Italia. Sto considerando la cosa, quindi iscrivetevi al canale e cliccate la campanella. Scusate. Raja gioca sicuro, Rock si è fatto il crociato. Esatto, Mariano, quindi ancora di più la possibilità, ma tantissimi ex, no? Ci ritroveremo un as, Pavoletti, Rock no, quindi attenzione. Non può giocare, il mercato apre il 4 gennaio, vedi? Allora niente. Tutto cambiato, cioè per l'ufficialità, anche se hanno già definito, può passare solo il 4 gennaio. Ci dice Sandro Tesone, non lo sapevo, non avevo approfondito. Bene, meglio, allora. Ok? Mano live con Emily, ieri Asso se n'è andato in preda all'effetto Dem. Emily mi è piaciuta come, cioè, ne sa di calcio e alle volte a me dà solo fastidio che purtroppo qualcuno in live, quando c'è una ragazza che parla di calcio, si sofferma sull'aspetto estetico e la chat diventa un po' un'immondizia, no? Tra qualcuno che fa la battutina eccetera eccetera. Ecco perché magari l'Emily, io se l'avessi conosciuta prima, sapendo tifosa Granata, l'avrei contattata per un pre-partita per il Torino, perché comunque si vede che non parla a vanvera, ne capisce e va bene così. Però live diventa un po' più complicato. Ho pensato comunque, e lo dicevo ai miei moderatori, di fare prima o poi una live dove mi circondo di ragazze e facciamo il calcio al femminile, ragazze che ovviamente capiscono di calcio, perché non vi porterei mai una ragazza giusto per l'estetica, mai e mai e mai. Semplicemente se ne capisci, se dimostri, perché io seguo, e se mi dimostrano che ne capiscono di calcio e non parlano a vanvera e non sono solamente lì per farsi vedere e prendere qualche like su Instagram, allora sì che si può fare. Il cantante di Napulè era mio zio. Ma che stai dicendo? Cioè tu sei il nipote? Ma che stai dicendo? Esposito, ma che stai dicendo? Qua la cosa cambia. Mamma mia. È storia. Vale, che tristezza però un Capodanno a casa, ma oggi ci sarà Capodasso che ci darà compagnia. Sì, Pablo, sicuramente ci darò un'occhiata. Io sarò a quell'ora, considerando insomma le 24, saranno qui le 18 e mi starò organizzando per scendere, quindi un saluto lo verrò a passare sicuramente. Davide Guarino, ultima chance di recupero, vediamo se si comporta bene.
Diego, esatto, sempre attaccato col punto esclamativo. Nino Bertucci, come stai? Amico mio, Rita, Roberto, Pablo, Xivan, eccetera, eccetera, che saluta tutti. Jacopo Pastò, ora Pasto potrebbe essere il pasto, cioè il cenone di Capodanno, o forse Pastore che sta recuperando nella Roma, e non lo so, dici di più. Hai visto che è successo a Napoli? Cose nuove? L'ultima cosa che ho visto che è successo è stata la mareggiata. Se non è successo altro, sono rimasto a quello. Allora, il papà di un mio zio lontano ha inventato funiculi funicola. Caspita, ragazzi, qua andiamo veramente qua nella storia della musica su questo canale. Esposito, siamo innamorati di tuo zio, assolutamente. Ma le ragazze sapranno trovare anche l'URL? Speriamo di sì, amico mio, altrimenti diventa complicata. Voi lo sapete che se non lo trovi puoi fare così. Ah no, questo è un bobotto, ho sbagliato, volevo fare così, ho sbagliato, è comparso un bobottino. Ma pure va bene, possiamo lasciare anche bobotto. Bobottino. Perché non prendere Bernard da PSG per quella puzza di Rui? È perché non lo so se Bernard è in uscita e se ci possiamo permettere l'ingaggio, Serena. Ci sono tanti terzini migliori di Mario Rui, non ce ne sono pochi, però costano tanto, e non so se il Napoli, che ha comunque 6 terzini in rosa, può fare un'operazione del genere prima almeno di essersi liberato degli esuberi. Nainggolan già si è allenato con il Cagliari, però se mi dicono che il mercato apre il 4 vuol dire che il passaggio ufficiale, non lo so, mi devo informare, ragazzi, sono notizie in contrasto. Ciccio Bello, la mareggiata, sì, l'ho vista, è stato uno spettacolo incredibile, la forza della natura che distrugge tutto, immagini spaventose, veramente spaventose. Bella Napolepino Daniele è un grande artista, ma io sono Scugnizzo e Nino è il mio preferito, lui è sempre un amante di Nino D'Angelo. Da romanista non approvo tanto quello che ha detto ieri Emily sulla Roma, secondo il Napoli può arrivare in Champions ma deve prendere un Veretù. Emiliano, purtroppo il Veretù ce l'avete voi e non l'abbiamo preso noi. Si parla, nelle ultime ore si è riparlato di Torreira, che non ha proprio le stesse caratteristiche ma potrebbe darci una mano. Veretù è il centrocampista completo, è quello che ci manca un pochino a noi. In piccolo Demme fa la doppia fase, cioè fa impostazione e rottura di gioco, mentre Bakayoko fa principalmente rottura di gioco, mentre Fabian fa principalmente impostazione ma con una lentezza esasperante, quindi qualcosa di più. Ma comunque abbiamo Popotta e potrebbe fare lui tutte le cose. No, lo daremo, speriamo, al Torino e ci vediamo un pochino. Pastore che sta recuperando e intanto a Nino viene un infarto. Sì, se recupera Pastore tanta roba, ma negli ultimi anni è stato più all'infermeria che in campo. Stato ufficializzato? Sì, però anche noi abbiamo ufficializzato degli acquisti prima che si aprisse la cosa. Poi non so se tecnicamente può giocare se il mercato non ha aperto. Questo non lo so, che i miei subscriber mi dicono cose diverse. Vediamo un pochino, cercheremo di capire. Anche a Medeme mi fa rizzare, ma già lo sapevo venendo a Monaco. Ah, vedi? Lo piangono ancora. Grande Serena. È troppo importante, ragazzi, troppo anche sottovalutato, veramente un grandissimo centrocampista. Buonasera Vale, secondo di quali squadre in ordine si piazzeranno tra le prime 5 a fine campionato? Allora io ti ripeto, Soul of Nico, ti ripeto il pronostico che avevo fatto a inizio stagione, io avevo detto Juve, Inter, Napoli, Milan, e poi non avevo detto la quinta perché parlavo della Champions, ma si può ipotizzare la Roma o l'Atalanta, insomma, queste sono quelle che stanno dando un pochino più di continuità ai risultati. Adesso ovviamente il Milan scavalca il Napoli nella mia media mentale, e la Juventus ancora non la do per morta, assolutamente, perché hanno i giocatori per vincere le partite anche se giocano male, come con l'Inter, quindi non la do ancora per morta, sono capaci di fare filotti. Fai filotti, limoni!
e quindi così al momento sposto il Milan al terzo posto perché si stanno comportando veramente bene e dobbiamo vedere se resistono fisicamente. È stato ufficializzato ma posso giocare perché è mercato per 4. Queste sono le notizie che ci vedono. Prendete Villar, lo so Emiliano, se Villar voi non siete contentissimi di Villar e se non siete contentissimi voi non me lo prenderei. Cristante capitano è peggio di Pastore in campo. Torreira, esatto, Torreira se ne è parlato e non mi dispiacerebbe sinceramente perché è uno tosto. No, contro il Napoli non può giocare, confermo, benissimo. Allora abbiamo risolto questa cosa qua, meno male perché il gol di Nainggolan era nell'aria. Che sia un buon 2021, ciao Matti, benvenuto. A 150 like, amici bellini, Rita entra in diretta in live e ci mostra la sua mascherina bellina, Yam, belle Yam. Proprio queste sono iniziative che ha preso Fabio, non so nemmeno se si sono messi d'accordo per questa cosa qua, ma 150 like sono dietro l'angolo, quanti ne abbiamo? Che poi non vedo, io controllo, hai capito? Controllo da questa parte, c'è un po' di ritardo. Come faccio a vedere l'aggiornamento dei like? Come si fa? Dovrei ricliccarci probabilmente per vedere 132? Allora 132 like non sono male per essere l'ultimo dell'anno, per essere stato un anno così a bocca chiusa, cioè io cercavo di bloccarlo, il Bicarbo Napoli non perdona ed è così. Lasciate un bel like per il Bicarbo Napoli, l'idea geniale di Rita Falco 75. A inizio anno dissi Inter, Juve, Napoli, Milan, Atalanta, Lazio, Roma. Ora dico Inter, Juve, Milan, Napoli, Roma, Atalanta, Lazio. Non sei lontano, secondo me, Alessandro, dalla classifica che sarà alla fine. Buonasera, Valerio, happy new year, brother. I wish you all the best. Thank you, Pasquale, so much. Likewise to you as well. Stay safe, do great things and come back and report. Fabio a 11.500. Ecco, a 11.500 like Rita fa tutte queste cose qua. Ma voi lo sapete, 11.500 like non siamo capaci, siamo troppo piccolini. Ma bisogna dimostrare di più perché Rita vale, Rita non può, non è donna da 150 like, Rita è roba da 350, da 400, direi da 500 like. Quando si raggiungeranno quei numeri allora sì che potrete godere di certe visioni che insomma non sono per tutti assolutamente, solo il top su questo canale che sta diventando straordinario grazie a voi. Augurissimi, io sono fortunatamente già nel 2001. Nel 2021 saluti da Taiwan. Fusi orari, amico mio, Alfredo D'Angelo, fusi orari. E nel 2021 anche l'amico, non so se voi avete visto, c'è l'amico il tifoso giapponese che ho contattato e vi porterò live, ragazzi, vi porto il tifoso del Napoli giapponese. Avevo pensato di dover parlare in inglese con lui, ma lui mi ha detto che capisce meglio l'italiano che l'inglese, quindi è una cosa straordinaria. Ve lo porterò live, faremo dei video insieme perché il tifoso giapponese che si sveglia alle 2 del mattino, alle 3 di notte per vedersi la partita è veramente una roba straordinaria. E voglio ringraziare perché l'avevo visto, poi non l'ho visto più. Lo voglio ringraziare così, guardate, mentre faccio il messaggio vocale. Fammi un messaggio vocale, ecco qua, niente WhatsApp che non mi fa fare, me lo fai fare? Voglio ringraziare dal vivo l'ottimo Elpidio perché gli voglio un bene dell'anima e ringrazio per il suo supporto e per i suoi messaggi e per la memoria storica e l'appartenenza e la napoletanità. È in live perché tutti lo devono sapere che lo stimo tantissimo, e anche in privato perché ognuno tiene che fa. È così che me la sono voluta giocare, ok? Ivan va a comprare 1100 like, torna subito, benissimo. Vale, tutti i contratti dovranno essere mandati alla Lega il 4, quindi non giocherà Raja, però diciamo la verità, tutti vorremmo Nainggolan, è un ubriacone, per carità, ma è troppo forte. Ma Nainggolan al pieno della forma è uno dei centrocampisti più forti che ci sta, rottura, costruzione, tiro da fuori, colpo di testa, inserimento, cioè Nainggolan
Chi? Pochi meglio di lui, però purtroppo è embriaco, cioè nel senso, se non fai la vita d'atleta la tua carriera si accorcia, non sei un Ibra che a 40 anni sei ancora così integro e se lavori per essere il migliore in campo. Purtroppo se giochi poco all'Inter vuol dire che non sei stato professionista fino alla fine, o comunque che semplicemente l'età è avanzata e quindi non puoi reggere più come prima. Ci sta, gamma fa. Guarda le sue skill, se non è un programma per questo pomeriggio. Emiliano, tu ti riferisci penso ancora a Villar? Lo farò. L'ho visto poco con la Roma, mi piace fare approfondimento, lo sai. Chi prenderesti dalla Bundesliga? Giuliano Gianni. Amico, io non seguo la Bundesliga purtroppo, quindi non ti posso fare un nome che, sai, un nome strano che non conoscano tutti. Sai, è inutile che ti dico i nomi famosi, che ti dico mi prenderei Davis da Bayern di Monaco. E certo me lo prenderei, ma è chiaro che non ho scoperto niente, non vedo la Bundesliga, quindi se non esce un nome che poi posso andare ad approfondire non lo saprò mai prima, a meno che non giochiamo nell'altra piattaforma viola, non giochiamo a scudetto insieme. Vedi è comparsa, mentre la parola è comparsa, seguite perché lì poi questo è il 2021, è l'anno dei social, userò pure Instagram, è l'anno dei social. Ma tu non lo so, anche tu, ma noi, ma voi? Angeligno, Angeligno io ne parlo ogni live, ne parlo ad ogni video. Angeligno, sì, ma rientra nel discorso lo conoscono tutti. Nel giochino di cui vi parlavo prima ho comprato sia Angeligno che Grimaldo per coprire proprio la fascia sinistra e stare tranquillo, senza dover utilizzare Mario Rui, caro Fabio. È comparso anche Showtime, non l'ho visto ma lo abbraccio. Grazie Fabio. Matteo Nocerino, ciao. Matteo G, ciao. Ti piacerebbe? Chi prenderesti dal Milan? Teo. Non mi aspetto proprio Teo subito. No, il Milan c'ha bei giocatori, però stanno rendendo tutti il doppio perché l'ambiente si è coalizzato bene. Ibra ha fatto la differenza. Non lo so se, per esempio, a me Benasser piaceva già all'Empoli. E a Napoli si diceva ma che fa con Benasser in un altro anno. Benasser ha fatto un impatto sul Milan che Tonali non gioca. Tra Benasser e Chiesi Tonali non gioca, deve aspettare il suo punto, quindi è ovvio che il Milan si sta comportando molto bene. Ti piacerebbe un mercato con contratti annuali dove ogni anno tutti dovrebbero ripartire da zero? È strano, però sai che potrebbe anche significare che dai il massimo, no? Che non ti adagi sugli allori, che devi dare il massimo perché poi l'anno successivo ti devi far vedere da un'altra squadra e devono puntare su di te. Potrebbe essere una rivoluzione, perché no? Anche se la programmazione è bella, perché se tu un anno non funzioni, hai un Lozano che l'anno scorso non ha funzionato, quest'anno meglio perché hai programmato, hai capito delle cose, hai capito l'ambiente, hai capito il tuo allenatore, quindi è bello anche la programmazione. Non arrivi ai 91 punti di Sarri se devi chiamare gente nuova a farlo. Però sotto un altro punto di vista, sull'impegno sarebbe sfizioso da vedere. In Bundes ce ne sono tanti, specialmente nell'Ipsia. Upamecano, Angeligno, Konate, tanta roba. Vabbè, ma state dicendo i nomi, quelli là, i top player. Upamecano, mamma mia. Upamecano, quando si parlava della cessione di Koulibaly, io ho detto prendiamo Upamecano perché Upamecano è più forte di Koulibaly, e non lo dico per nessun difensore. Upamecano mi ha impressionato per impostazione, oltre che per le qualità di stopper. Impostazione fortissimo, fortissimo. Cup Miners e sistemiamo il centrocampo, assolutamente. Questo ne è un altro che ho comprato nel giochino di cui sopra, perché a centrocampo sono lui e Demme e poi qualcun altro, mettiamo Zelinski un po' più avanti. Sì. E mattina a New York no, in realtà in questo momento tu devi considerare sempre 6 ore in meno rispetto all'Italia,
quindi è mezzogiorno e mezza, ma è grigio. Io ho chiuso la finestra perché tanto comunque è grigio, perché ha piovuto stamattina, è un po' moggio. Tifo Napoli da sempre, ero a Monaco a vedere Bayern Monaco Juve con la sciarpa del Napoli in mezzo ai tedeschi, ahimè i miei figli tifano Monaco essendo stati qua il giorno di godimento ma che bello, bellissimo Serena, vabbè. Hai fatto una cosa straordinaria e lo capisco che i figli giustamente essendo nati là, però l'importante è che abbiano una simpatia, no? Se tu fai vedere spesso le sciarpe, i gagliardetti, la simpatia verrà. Ritorno di Jorginho, non credo proprio, però non direi di no. Non direi di no. Però con Jorginho devi ritornare a giocare il calcio palleggiato di cui qualcuno si lamenta. Se invece vuoi giocare un pochino più verticale, Jorginho la verticalizzazione ce l'ha, non è che non ce l'ha. Però ricordiamo che si è lavorato per fare tutt'altro. Meno palleggio e più verticalità subito sulle punte. Botti di Capodanno, tra un po' li faccio ragazzi, perché vi ho preparato una cosa particolare, non è cringe, cioè un pochino cringe, però l'ho fatta bene e secondo me la apprezzerete. Upamecano mi ricorda Koulibaly, è tanto simile, veloce, imponente, tanta roba, tutto solo a 21-22 anni, se questi giocatori non li prendi adesso non li prenderai mai, ma esatto. Ma Upamecano finirà, io non so come Koulibaly ragazzi, noi l'abbiamo mantenuto a Napoli tutto questo tempo, assolutamente, però Upamecano finirà nei top club. Finirà a fare la rifondazione del Real, la rifondazione del Barcellona, senza dubbio proprio. Senza dubbio proprio. Villar meglio di Jorginho? No, scherzo, forse. Bisogna vedere. Bisogna vedere sicuramente. Di Firpo pure si sta parlando. Ragazzi, i giocatori che viene da Barcellona, per quanto possa essere più scarso degli altri, perché se è in uscita vuol dire che è più scarso, in Italia va a finire che ti fa la differenza. Vedi quelli che arrivano dal Real Madrid, no? I Higuaín, i Callecon, gli Albiol, che lì erano riserve o comunque giocavano di meno, in Italia ti fanno la differenza. Teo Hernandez ti fa la differenza. È evidente, no? E quindi ben vengano i giocatori che vengono da squadre importanti, poi si devono sposare la causa, perché quando vieni da Barcellona o da Real Madrid devi capire che questa è un'altra realtà. Chi lo capisce fa bene, chi non lo capisce può fallire. No, no. Ci ho messo tanto per farla di nuovo ricrescere un pochino più uniforme. Ho dovuto faccio una cosa di Mario Rui. No. Zielinski è un flop? Assolutamente no. Assolutamente no, Golden. Zielinski è un grandissimo centrocampista. Chiedi ai tifosi dell'Inter, della Juve, della Roma, della Lazio, del Milan, chiedi quale centrocampista si prenderebbero dal Napoli, dicono Zielinski, tutti. Assolutamente. Non è più scarso al Barca, ce ne sono tanti. Mi piace questo, iscrivete anche in puro stile canale 21. Poi mi sono pure dimenticato. Io tenevo preparati, capito, il mercato di gennaio, Prime Prophecy, che era la mia band così, le avversarie del Napoli, tenevo una serie di grafiche pronte, e poi mi ha già scordato di fare così. Ma è rimasto Alessio Marigliano, perché chi si iscrive al canale è completamente pazzo e non mi escono le grafiche nuove, il pallone qua esce solo quando fanno le donazioni. Mannaggia, non ho capito perché, è lo stesso sistema. Maledizione. Scrivete punto esclamativo Lobotka o anche Bobotta. Vai. Il mio sogno è vedere Zielinski capitano. Prima o poi, perché no? Oramai è stato da tanti anni, quindi lo meriterebbe anche. Il pro di YouTube, meglio Ospina o Merè? In questo momento sempre Ospina. Sempre Ospina. Poi l'anno prossimo magari vendi Ospina oppure decidi a tavolino che Meret deve fare Meret alla francese, Meret le fa tutte da titolare e allora prende un pochino di nuovo di confidenza con la porta, con le distanze, con la difesa, perché devi puntare. Io non sono d'accordissimo sull'alternanza, anche se ha funzionato nel Napoli. Non sono d'accordissimo con l'alternanza dei portieri.
Oltre 2 terzini buoni, chi prenderesti al mercato di gennaio? Se va via Botta, magari un centrocampista per dare più scelta a Gattuso. Prenderei anche una punta, però siamo già in tanti, è chiaro. Perché ho paura che Osimhen sta fatto troppo male, ho paura che Mertens quando torna a mezzo servizio e non voglio rimanere con Petagna e Llorente. Capite la mia preoccupazione? Quando mi parlano di scudetto, io devo tenere presente queste cose qua che sono potenziali disastri, sono tragedie. Lo capite o non lo capite? State lasciando il like. Ho bevuto. Valerio, tu preferissi comprare un terzino o un'ala? Un terzino, assolutamente. Sulle ali, ragazzi, siamo messi bene. Insigne, Lozano, Politano. Puoi metterci Mertens là, puoi metterci Elmas, puoi metterci Zielinski, puoi metterci anche Fabian, che con Ancelotti giocava più esterno, più alto e ci giocava anche bene. Quindi sugli esterni siamo messi bene. Sui terzini, che nonostante abbiamo il numero, non sono convintissimo della qualità dei nostri terzini, l'ho detto. Ma quando tu vedi Sky in America, esce Caresso e il telecronista americano, amico mio, vedo DAZN e... eccolo qua, è successo di nuovo, Bicarbonapoli, via. E con DAZN loro hanno l'opzione in Canada di la cosa americana o inglese, cioè in americano o in francese, perché io mi collego al DAZN canadese. Però meglio così, nel senso che meglio così perché almeno sono meno disonesti e vedono il calcio per come lo vedono, non perché sono tifosi o perché devono far piacere a uno o all'altro. Quando la gente si rotola per terra facendo finta, loro dicono what the fuck? What happened? Che è successo? Why is he screaming? Perché sta gridando che non è stato proprio toccato? This is unbelievable. È incredibile. Quindi no. Vi consiglio ogni tanto di guardarvi una partita italiana con la telecronaca diversa, perché vi rendete conto di quanto i nostri telecronisti sono disonesti e vedono cose che non ci stanno o giustificano certe cose che non sono proprio giustificabili. Non sono assolutamente giustificabili. Violaccio, Biraghi al Napoli, sai, secondo me non mette non toglie, perché se tu chiedi ai tifosi della Viola, ma non lo so, se tu sei tifoso fiorentino come lo vedi, io ho visto anche negli highlights, ho visto anche dei bei cross, qualche assist Biraghi te lo fa, quindi non mi dispiace poi tanto, sinceramente. Tanto meglio di Mario Rui e di Gulam a mezzo servizio, questo non lo so, però sai, si può fare. Spero che il Napoli sfortisca la rosa, ma per prendere poi a giugno giocatori veramente importanti, soprattutto un bel mediano tecnico da affiancare a Demme o Baca. Che poi il mediano tecnico noi ce l'avevamo, che era Fabian. Oppure puoi anche pensare di metterci Zielinski là, ascoltami bene. Se tu ci metti Zielinski Demme o Zielinski Bakayoko quando recuperi Mertens dietro Osimhen, tanta roba. Perché noi quando abbiamo giocato con Osimhen e Mertens abbiamo anche giocato con Fabian Zielinski al centro, quindi potenzialmente pericolosissimo, ed è andato bene. Pensa a un Zielinski Fabian, un Zielinski Bakayoko come bella assortita, pensa a Zielinski Demme come bella assortita, quindi non credo che ci serva tanto uno, sì, al posto di Fabian magari sì, certo, perché comunque sveltiamo. Buonasera Giuseppe Vespero, sono arrivato solo adesso, so che hai già lasciato il like, altrimenti fallo ora, e ti ringrazio per essere passato, amico mio. Questa è stata la live di fine anno, dobbiamo tirare le somme, stiamo tirando le somme alla fine, stiamo parlando di mercato e come tirare le somme, no? Di quello che si è fatto e che si poteva fare meglio. Emerson Palmieri mi piace ma non impazzisco, ti dico la verità, cioè non credo che sia mamma mia Emerson Palmieri, non dico così, mamma mia Teo Hernandez Angeligno, sì, lì dico mamma mia. Su Emerson Palmieri non mi viene da dire mamma mia.
Questa è la differenza, e cercate di capire qual è la differenza tra le due reazioni. Ecco qua, vedi? Già abbiamo dato quando prendemmo Reggini dalla Samp, siamo là, probabilmente. Emerson in 3 al Chelsea ha fatto un assist, secondo voi può valere 20 milioni? Non lo so, e il fatto è che i terzini sinistri sono pochi, ecco perché il valore è alto. Però il valore è leggermente più basso perché comunque il Chelsea c'ha Chilwell, c'ha lui e c'ha Marcos Alonso, quindi essendo in esubero magari lo puoi pagare di meno. Che peccato non aver preso, sicuramente. Ma pensa pure al Real Madrid che non ci ha creduto, che secondo me per il posto Marcelo era perfetto. Quindi vedi, li fanno tutti gli errori, è stato bravo il Milan a crederci. Poi mi pare che c'è una recompra più bassa, cioè il nodo era che il Napoli voleva una recompra più alta, se il Real Madrid poi cambia idea, una cosa di opzioni, di bonus, cioè non di bonus, di contratto, mentre il Milan l'ha lasciata più bassa. Mi pare che fosse una cosa del genere, non mi ricordo benissimo, ma è per questo che poi non si è fatto l'affare. Valerio Bocà ti piacerebbe? Bocà mi piace molto, mi piace moltissimo, anche se in quella zona siamo coperti, però Bocà anche giovane, quindi sì, va preso, se si può prendere va preso. Rimpianto Duvan Zapata, sì, Zapata è esploso definitivamente, all'epoca era chiuso, era praticamente riserva, gli hai dato possibilità, Zapata è esploso. Reguilon dico Mauro Carmen, Reguilon dico all'altezza dei vari Hernandez e dei vari Angeligno, dico Mauro Carmen con Reguilon. Forse anche meglio, meno specifico ma più completo. Prendiamo Marcos Alonso, anche può essere una decisione, non credo che però se li tolgano tutti e due, quindi vediamo un pochino. Qui da Valerio mi sento a casa, in altre live di Juventini mi sento ospite. Nino, mi fa piacere tantissimo. Questo è il Caffè Napoli, no? Cioè, deve essere un bar dove tutti si sentono i benvenuti, no? E quindi mi fa piacere vedervi qui in armonia. Nel 2021 vogliamo ritornare al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta? Speriamo, sarà il caso di tornare. Ragazzi, io mi sto vedendo partite vecchie, no? Di quando c'era ancora il pubblico. Era un altro calcio, era tutto un altro calcio, perché tu vedi, mamma mia, fallo laterale, no? Per dirvi un'azione di gioco stupida, il difensore che entra e la butta in fallo laterale, il pubblico che esulta, e là raddoppi le forze, ti senti di aver fatto una cosa. Invece 4 gatti, si sentono solamente questi che gridano le simulazioni, le panchine che fanno che protestano con l'arbitro. Ho bisogno del pubblico, non ce la faccio più. E credo che anche i giocatori hanno bisogno del pubblico, perché è un altro sport, credetemi, è proprio un altro sport. Per un periodo mi è piaciuto sentire le voci degli allenatori, capivi certe indicazioni, però basta, c'è bisogno del ritorno del pubblico, perché veramente non se ne può più. L'Atalanta rischia di mettere con Lammers lo stesso errore nostro con Zapata. Karma, è vero, si sono riempiti di questi trequartisti, di queste mezze punte, e poi li devono alternare. E giustamente, magari adesso se vendono Gomez, anche per questo hanno detto ne possiamo fare a meno, perché c'hanno Malinowski, c'hanno Lammers, c'hanno Miranchuk, c'hanno Zapata, c'hanno Muriel, c'hanno un attacco che non finisce più. Però a un certo punto qualcuno resta fuori, e quindi magari adesso senza Gomez avranno più minutaggio questi qua, e sono tutti forti, sono tutti potenzialmente dei crack. Vale, dobbiamo imparare a tirare i calci piazzati, non si possono provare in allenamento? Certo che si possono, certo che si devono. 4-3 o 4-2-3-1, amico mio, le cose più belle le abbiamo viste con Zielinski in campo. Che risposta è? Perché con Zielinski in campo tu puoi fare sia il 4-3 che il 4-2-3-1, e basta poco, basta un movimentino in fase di non possesso per cambiare formazione. Però con il 4-2-3-1 Zielinski deve capire che in fase di non possesso è una punta, deve stare a fianco alla prima punta per fare il primo pressing, perché poi quando riprendi palla, il lancio verticale subito su Lozano o sulle punte, Zielinski deve andare là. Ricordatevi il gol con il Bologna
di Osimhen, quando Mertens fa la prima punta, la palla finisce a Lozano per il cross, Mertens taglia sul primo palo, Osimhen fa il movimento opposto sul secondo, gol da solo, di colpo di testa da solo. Se Zielinski impara a fare questi movimenti che faceva Mertens, bene. Se Mertens impara i movimenti che sa fare Zielinski un po' più da dietro, bene. Quindi non è tanto i due numeretti, ma le caratteristiche dei giocatori e l'applicazione all'interno delle fasi di gioco. Mamma mia, c'è spaccata proprio, che spiegazione, iscrivetevi al canale. No, ma subito ho dato una spiegazione tecnica chiara che trovatemi un giornalista. Paolo Del Genio lo spiega bene, ma io l'ho spiegata meglio. Non voglio sapere niente. Non voglio sapere, mi voglio atteggiare. È l'ultimo dell'anno, dall'anno prossimo torno umile, ma adesso mi devo atteggiare. Vai, like a go. Anzi, non aspettiamo nemmeno le 2 ore, perché io sono stanchissimo e mi devo andare a riposare. Voglio, prima che sarà comunque, devo resistere fino a notte tarda, mi sono svegliato di notte perché i miei moderatori bellini che mi scrivevano e mi chiamavano, bobbotti, siete dei bobbotti, va bene? Troppo stusciatuscio di tattica, like. Grande Fabio. Un prosecco. Comunque lo faccio, ragazzi. Non posso prendere questo perché non posso prendere, ma immaginate che abbia un bicchiere così e immaginate che siamo già alla mezzanotte. Lo so, non si può fare, ma i fusi orari, i macelli, è difficile. Voi a mezzanotte starete facendo i fatti vostri, però appena dico via, fate conto che è mezzanotte e datevi un abbraccio virtuale, baci da lontano, perché è importante questa cosa qua. Se non funziona mi metto a piangere perché ci ho lavorato tutta la notte, ma se funziona ho fatto una cosa cringe carina. Leviamo a Bobot da mezzo perché non è il caso, se no ci distraiamo. E se siete pronti, -3, no, partiamo da -9. Vale, un giorno vedremo live. Sì, io lo spero tanto, Mario, lo spero tanto. 9, 8, 7, facciamo conto che siamo già 6, 5, 4, 3, 2, 1. Incredibile, i potenti mezzi. Oh, la testa di Bobotta che esplode e si mette in mezzo i potenti mezzi del Caffè Napoli 1926. Ma come sa da fa? Auguri, amore, buon anno a tutti. Si sentono i rumori, perché ci dovrebbero essere i rumori, anche i rumori delle cose così. È una cosa che ho fatto dei video di potenza, ma attenzione, la botta finale e anche la botta finale con la deliri di potenza. Mi sono divertito molto. Rita, io ti voglio un bene dell'anima, ti ringrazio, però vedo che avete apprezzato. Auguri, vi siete divertiti anche voi. Non è tanto cringe, dai, mi fa piacere. C'era il pericolo del cringe, però la cosa importante, prima gli auguri, aspetto giugno il ritratto, va bene, ma la cosa importante è che i trick, ragazzi, la questione è questa. Voi dovete capire una cosa: su YouTube siamo 600.000 di noi a fare contenuti, canali, eccetera, eccetera. Uno deve essere diverso, in qualche modo deve differenziarsi, e l'unico modo che io conosco per essere diverso, oltre alla personalità e le idee che ho, è di essere un po' più grafico. No, non voglio stare nella stanzetta, ma da sempre non volevo stare nella stanzetta così, magari con la telecamera così, se non so vero, cioè voglio darvi una cosa che sia piacevole da guardare, e se si può fare, ecco che vuoi rimetterlo addirittura. Non lo so, mo vediamo se ve lo meritate. Carlos Augusto, 21 anni, prospetto del sinistro. Vedi? Qua ci fanno delle proposte di calciomercato. La bobotta finale. Lo rimettiamo tra un poco. Il bis.
A Capodanno si buttano le cose vecchie. Lo sai che è la stessa cosa che mi ha detto Elpidio? Ma raccomando, butto qualcosa di inutile dalla finestra quest'anno insignificante come la vecchia signora. Abbracci Valeriuccio, tante salute e sorrisi. Lo devo fare. Magari speriamo di non chiappare niente in faccia e che non passa la polizia, perché qua non lo sanno che è una cosa che mi arrestano immediatamente. Però la già fa, ma già ricordà. Però non lo posso fare adesso, devo aspettare che si faccia mezzanotte. Quindi va bene. Quando chiudi, non togliere la live, rimani in loop in fuochi d'artificio. Vedi? Questa pure è grande. Questa pure è una grandiosa cosa. Resto così, faccio girare la cosa e lascio la live. Non lo posso fare perché StreamYard con la versione gratuita c'ho il limite, anzi probabilmente la prossima live la devo fare da Restream perché ho finito i minuti di StreamYard e devo assolutamente investire sulla cosa mensile, a dispese. Come vedete il vostro supporto se ne esce, così come entra da YouTube se ne riesce da YouTube, perché quando vuoi fare le cose bene non c'è niente da fare. Allora vediamo un pochino qualche altro messaggio, dopodiché facciamo gli ultimi botti e ce ne andiamo. Io butto il cellulare. La Supercoppa la vuoi vincere con Milik? Ma che significa? Che significa? Cioè, noi con Milik abbiamo vinto la Coppa Italia, nel senso che non dobbiamo dimenticarci che il rigore finale, quello decisivo, Milik è andato là, l'ha battuto molto bene. Dopodiché, se lui ha smesso di impegnarsi, se lui è finito fuori squadra perché ha rifiutato tutti i rinnovi, voleva milioni e milioni di euro, ha rifiutato tutte le offerte di squadre papabili perché voleva andare poi gratis alla Juventus, eccetera, eccetera. È fuori dalla rosa, è fuori dalle cose. È chiaro, mi farebbe tanto ridere se lui, guarda, l'unico scenario è questo. Se lui si rende conto che la Juventus l'ha preso in giro, per esempio, faccio un esempio, e dico no, non ci interessa più perché ci interessavi con Sarri, adesso te la fai a piedi. Lui capisce, telefona, dice Gattuso abbia pazienza, De Laurentiis abbiate pazienza, ho sbagliato, chiedo perdono, reintegratemi con la cosa. Prima di tutto non sarebbe in forma perché ti devi allenare bene, vabbè. Ma che entri magari all'ultimo a tutto il gol decisivo, magari di testa, cosa che non è la sua specialità, oppure un rigore decisivo all'ultimo a tutto, Milik alla Supercoppa contro la Juventus, mi farebbe ridere tantissimo, sarebbe una cosa, una storia da raccontare ai nipotini, ma non credo succederà perché è difficile. Stampate tutti lo scudetto della Juventus su un foglio e a mezzanotte buttatelo giù. Ecco, vedi, questa è anche non pericolosa perché il foglio che si adagia piano piano sulla cosa, però non imbrattiamo, lo so, è difficile non imbrattare e mantenere questa tradizione, è complicato. Si può fare per gesto e poi scendiamo, raccogliamo e mettiamo nella differenziata. Si può fare. Fabio, non ti illumino il messaggio, ma ho capito e ti ringrazio. Ti spiego il problema di Milik, che è fuori rosa perché se va anche solo in panchina a Diale deve pagargli ingaggio per intero. Anche questo è una cosa importante. Quindi praticamente ci sono delle clausole che praticamente portano lui a pagare di meno se non compare. Io credo che se è così, vabbè, se la clausola c'è e quindi da contratto Milik l'ha accettato il contratto e basta. Se invece fosse potrebbe essere qualificato come mobbing e potrebbero denunciarci. Deve essere già scritto sul contratto, evidentemente. Queste fanno parte delle clausole di De Laurentiis che non piacciono ai giocatori e che dicono sono lunghi i contratti di Laurentiis, lo so. Io dico che non andrà alla Juve, alla fine credo il Napoli riuscirà a prendere qualche soldino da Milik, speriamo bene Antonello. Vale, Babbo Natale, auguri augura cattive feste a quelli là, scherzo. Marco Bianco, Vale, ma non ti arrivano le notifiche di PayPal? Amico mio, non è possibile perché in realtà vedi, ma sei un pazzo scatenato. Perché non mi è uscita? Perché io l'avevo preparato, come avete visto la super chat esce gigante e anche quella di PayPal doveva essere gigante, ma tu non hai usato, ti chiedo solo questo Marco, non hai usato
il link in basso in descrizione, quello là, la tip Caffè Napoli, tu hai usato paypal.me fluido, giusto? Fammi sapere questo perché, e non fare più niente perché già sei un pazzo scatenato e adesso ti do soddisfazione. Fammi sapere solo questo, perché se hai usato il link in basso in descrizione c'è qualcosa che non funziona. Se hai usato quello là classico paypal.me fluido, allora ho capito, mi arriva la notifica sul cellulare ma non mi esce qua. Fammi capire questa cosa, mentre nel frattempo io ti devo dare soddisfazione perché tu sei un pazzo scatenato, sei un pazzo scatenatissimo e non esiste proprio, non esiste proprio. Allora dove sta? No, qua proprio non ci siamo, non ci siamo. E ti ringrazio 2 volte perché in questo periodo dove ho litigato con YouTube significa 3-4 volte in più. E mentre cerco questa cosa per fare uno screenshot, voglio salutare. No, Marco, io te la già, è soddisfazione mia. Saluto Peppone Cuore Azzurro, grandissimo Peppone, buonasera a tutti ragazzi, speriamo che il 2021 sia migliore, magari con 3 trofei in bacheca e mi fermo. Alla grande Peppone, così ti voglio vedere positivo e incazzato e bello pronto a dare il massimo sia il Napoli che te. Sia noi come youtubers, come creatori, non dobbiamo arrenderci mai. Lo so che è difficile perché YouTube non ci aiuta, però non mollare. Io voglio continuare a collaborare con te, è un onore per me e ci divertiamo e facciamo delle belle cose anche insieme. Ok, quindi mi dici che hai usato il link vecchio? Ok, allora mi sento un pochino più tranquillo, però ragazzi, se non fate un abbraccio circolare, avete sentito lo screenshot, un abbraccio a Marco che deve arrivare forte, perché cioè, come faccio a spiegarvi cosa significa questo per me? Come faccio a spiegarvelo? Come faccio? Un abbraccio fortissimo Marco, sei straordinario e non ho parole. Ti devi prendere i ringraziamenti e gli auguri degli amici bellini e dei mod che ti ringraziano, vedi? Perché lo meriti. Ed è venuto anche Gio TV, vedi? Proprio in concomitanza con questo straordinario momento di affetto e di supporto. Auguri a Gio TV, e anche Gio TV è venuto e io ringrazio tantissimo e sono senza parole. Fabio Caiazzo, buonasera, mi fate sapere qualcosa su Osimhen? Siamo in dubbio, caro Fabio, perché qualcuno dice che torna già con il Cagliari, qualcuno che dobbiamo aspettare dopo la Supercoppa. Io spero che possa entrare nel secondo tempo col Cagliari e quindi cominciare a far spaventare qualcuno, ma c'è ancora il dubbio. Non lo sappiamo. The Secret, vedi? The Secret. È così che funziona, amico mio, è così che funziona. Grazie Rita e grazie Marco ancora. Ragazzi, siamo a 1 ora e 57 di live. Io so che voi dovete andare a fare i servizi o se non li dovete fare comunque dovete aiutare. Se non lo state facendo, aiutate mamma se avete mamma, oppure cucinate voi qualcosa, amici. Non so che non ci sono assembramenti eccetera eccetera, ma è importante che questa cosa, che ci sia unione di intenti e amicizia anche in famiglia. È buono, date una mano, non date per scontato quello che avete. Questo volevo dire, il succo era questo. Se siete in famiglia non date per scontato. Mio cugino vive a Madrid, mi ha confermato che Milik va all'Atletico al 100%, questa è una notizia e ci piace. Valerio, e auguri a te, un capodanno fantastico, non sentirti solo per lontananza perché siamo noi sempre. Mua! Peppe, grazie mille. Gio, è vero, no, lo so, io mo mi sentirò con i miei genitori e va bene, con i miei amici di scuola e va bene, ma voi mi state dando una mano che non si può descrivere perché mi sento veramente mai solo, quindi tutti vicini a quelli che sono all'estero. Appena finito vai, mamma, bravissimo, grande Valerio, grazie.
Oppure mangia pane a tradimento che non aiuta. No. È così. Quando tu in casa stai là e aspetti e arriva mamma che passa con la cosa e tu prendi pure, e là non si aiuta. Bisogna fare meglio. Ragazzi, vi voglio un bene dell'anima. È il momento di rivedere, perché l'ho fatta, almeno li usiamo 2 volte. Lanciamo i famosissimi, e li posso probabilmente mettere a loop. Vediamo se li posso mettere a loop, perché sarebbe interessante se rimetto a loop proprietà, ecco, proprietà per esempio, proprietà loop, se premo ok parte, ecco qua. E probabilmente si sente anche i limoni, Bobotta che esce sempre, Bobotta. Mi raccomando, passate un sereno Capodanno, e mi raccomando, il Capodanno, no? Quello di Bobotta, il Capodanno, è un capo enorme che prende quasi tutto lo schermo, ma è importante. Voi siete gli amori, gli amici bellini, perché l'amicizia è importante, a spargere la conferenza è un'altra cosa, ma i botti finali li vedete. Il Caffè Napoli 1926 è stato un anno particolare, perché è stato un anno particolare per tutti, però io mi prendo di buono che ci siamo conosciuti, che ho avuto Bobotta Nanz, che ho avuto la possibilità di insistere su questo canale, di crescere con voi, insieme a voi, ed è amore, l'amore così e così, ma quello che ti toglie poi ti arriva da un'altra parte, perché non è detto. C'è chi capisce il valore delle persone, e io lo vedo e lo capisco, i miei occhiali quasi giganti, e chi non lo ha capito, e chi vuole capire capisce, e chi non lo ha capito si fa in culo, perché un altro così non lo trovo. Ho fatto un mini dissing sentimentale che ci può anche stare, ma io nel frattempo vi voglio bene. Ci vediamo domani. Io penso che ricominciamo domani alla grande, non so su quali piattaforme. Voi mi seguite, saprete dove seguirmi, seguitemi su Instagram, seguitemi su Twitch, l'ho detto, seguitemi sul canale Telegram, seguitemi dappertutto, perché è il contenuto che conta, non è tanto le grafiche, le cose varie, ma questi loop di queste cose infinite che non finiscono mai. Vi voglio bene. Bobotta, e grazie a tutti per il supporto.